einfach so krass geil finde, ist diese sardische Gastfreundschaft, wo du das Gefühl hast, einfach kein Tourist zu sein, sondern zu Hause. Und vor allem das Essen ist phänomenal. Je saurais pas expliquer la nature ou l'intensité du sentiment qui me lie à cette île, mais c'est comme si une soif de connaître ou de voir s'était emparée de moi. We've discovered a corner of paradise for us and for him. It's really an incredible place. Difficult to put into place how peaceful this place is. You have to really be here to experience it. Hace 2 semanas que llegué y de que estoy aquí, cada día fue diferente del otro. Siempre hay algo nuevo que hacer, que descubrir. Solo hay que dejarse llevar por el viento. This place is magic. It's all so exciting and fascinating. Das ist halt der perfekte Ort für einen Heiratsantrag. Wer kennt doch bei so einem Naturschauspiel sein? C'est l'île des extrêmes. On passe de plages bondées, pleines de vie, à des villages presque inhabités. Des lieux imprégnés d'une atmosphère ancestrale. C'est comme si le réel et l'imaginaire s'unissaient dans un temps suspendu. Timo? 2? No, aspetta. 2? No! Inventare la destinazione Sardegna, buon pomeriggio, siamo in diretta su Radiolina, oltre che sul web, sul sito geasar.it, dove potete vedere, oltre che sentire, potete vedere tutte le immagini.
il quarto di 5 appuntamenti con Call to Action. I nostri ospiti sono già pronti, poi parleremo anche di loro, entreremo nel dettaglio, ma la linea passa immediatamente, a questo punto direi, a Lucio Murro, al padrone di casa, che interverrà immediatamente. Buona serata a voi da Max Borrelli. Grazie Max, grazie a tutti, grazie a tutti quelli che stanno lavorando affinché questi webinar riescano nella maniera nella quale stiamo riuscendo a farli funzionare. Abbiamo ottimi riscontri sui social, ringraziamenti per le cose che stiamo facendo. È un piacere ragionare insieme su turismo. Oggi continuiamo a parlare di turismo. Lo facciamo naturalmente al mio fianco, vedete come al solito, graditissimo non solo ospite ma parte attiva di questo webinar in quanto componente del comitato scientifico, il professor Antonio Usai. Grazie Lucio, buon pomeriggio a tutti. Ciao Antonio. Antonio è insieme a Robert Piattelli, Joseph Ayark, Gianluigi Tidia e Gianfranco Fancello, che oggi modererà il nostro forum sui trasporti, e immediatamente grazie alla regia possiamo vedere anche tutti gli altri ospiti. Tiziana Tirelli, facci vedere ancora un pochino tutta la visione d'insieme. Ciao Tiziana e benvenuta. Abbiamo i microfoni staccati, non importa. Buongiorno, bentrovati. Andrea Giuricin, benvenuto anche a te. Grazie per l'invito. Francesca Marino, Grimaldi Line. Ecco, abbiamo anche Massimiliano Cossu, sto andando diciamo in orizzontale. Ciao a tutti. La dottoressa Locci del GAL. Immediatamente sotto vedo collegato un vecchio amico, Luigi Vallero. Abbiamo qualche capello bianco in più. Ciao Luigi. Purtroppo sì. Diciamo che il tempo passa. Ciao, tempo Lucio. passa. Abbiamo cominciato insieme ai tempi di Alisarda, quindi insomma è un piacere averti con noi. Non diciamo quanto tempo fa, comunque un po' di tempo fa. Non lo diciamo. L'altro ieri, dai. Non tantissimo tempo fa. Joseph Ayark nel suo studio, attorniato da un pezzo di storia dell'aviazione, centinaia di modellini aerei, beato te, insomma. Buonasera a tutti. Sì, sono al mio studio con 964 modellini di compagnie aeree, alcune esistenti, la maggioranza purtroppo dopo tanti anni in questo ormai sparite. Benissimo. E io dicevo, bisogna fare delle visite guidate, insomma, nel tuo studio a questo punto. È un museo la tua casa. Beh, direi che la mia idea iniziale era quella di fare la pensione in Sardegna sportandomi tutta la collezione e magari facendo il museo nell'aeroporto di Olbia, ci mettiamo d'accordo tu e io e così un complimento alla pensione riesco a farmelo. Allora, visto che c'è Luigi collegato, gli confesso che ti ho regalato un BAE 146 con le insegne Alisarda, pezzo unico. Luigi probabilmente Giusto. se lo ricorda. È un pezzo, uno di 6, perché ne sono stati prodotti 6 di quel modellino. E gli hai regalato un patrimonio. Sì, veramente. E devo dire che è una posizione assolutamente privilegiata, state tranquilli, l'eredità si mantiene. Grazie, grazie. Fa piacere, ricorda tempi belli che sono andati. Sì. Vabbè. E naturalmente Aldo Sarnataro, direttore commerciale Neos. Benvenuto Aldo. Buonasera, grazie per l'invito. D'accordo. Max, hai qualche domanda dalla regia? Così rompiamo subito il ghiaccio? No, certo, l'avevamo già prima, soltanto che poi ci siamo persi un po' col countdown, mancavano 20 secondi, 30, 11, 15, 14, siamo un po' persi oggi perché ragazzi la diretta è bella anche per questo. Sì, c'era già una domanda, questa esattamente, i sardi riscoprono la Sardegna, ma gli operatori vogliono sapere se andranno a dormire in hotel, B&B o appartamenti privati. Quali sono le località preferite dai sardi in estate? Beh, allora diamo la parola al professor Usai che è un esperto. Grazie Lucio. Queste domande introducono ancora una volta il nostro tema, quello che ci sta accompagnando in queste puntate e che abbiamo scelto Lucio a questo punto strategicamente di analizzare perché ci sembrava importante partire da una base e la base era i sardi che si muovono in Sardegna, decidono di fare le loro vacanze all'interno dell'isola.
che cosa rappresentano in termini di movimenti turistici, di arrivi e di presenze. E abbiamo visto che anche nell'appuntamento precedente con il presidente Federalberghi Sardegna a questo punto è stato toccato, e anzi lo stesso Paolo Manca ci ha confermato che i sardi rappresentano oggi una certezza per gli operatori turistici e sono quella scintilla che sta consentendo la ripartenza della stagione. E allora, per rispondere a queste domande, vediamo qualche dato. La scorsa volta abbiamo chiacchierato sui dati, questa volta facciamo vedere un po' di tabelle, un po' di grafici. È interessante vedere, Lucio, che i dati che ormai condividiamo sono diventati non solo un appuntamento fisso, ma anche motivo di stimolo per gli approfondimenti dei nostri ascoltatori. Infatti le domande sono sempre più frequenti, queste sono arrivate alla radio e al nostro Max, ma sono arrivate anche tante altre richieste direttamente sulle nostre email. E allora partiamo per rispondere alla domanda dei nostri ascoltatori, partiamo subito da un dato. Dove preferiscono andare in vacanza i sardi? Bene, i sardi preferiscono spostarsi all'interno della loro isola e a seconda del periodo scelgono una destinazione piuttosto che un'altra. Vediamo subito che sul marino balneare la provincia di Sassari la fa da padrona, è la provincia che richiama il maggior numero di turisti, il maggior numero di sardi che vogliono vivere il mare, che vogliono frequentare le nostre spiagge, che vogliono rivivere la classica offerta marino balneare. Abbiamo poi la provincia di Nuoro, seguita dalla città metropolitana di Cagliari. Però, vedete, non ci siamo fermati al marino balneare, abbiamo cercato di approfondire anche gli altri tematismi e questo ci serve sia per inquadrare bene qual è la rilevanza del marino balneare sull'offerta generale, ma anche per vedere come i sardi non si accontentano del mare, che vedono durante i diversi giorni delle nostre stagioni, che vivono di più d'estate ma che vorrebbero vivere anche d'inverno, l'abbiamo detto la scorsa volta, si spingono ancora però verso altri temi che sono collegati alla collina piuttosto che alla montagna, alla pianura e al termale. Il termale abbastanza performante, vedete che i dati nella provincia del Sud Sardegna e di Oristano per la presenza degli stabilimenti termali iniziano a darci qualche risultato molto interessante, ma poi vediamo anche che sulla collina ci sono dei movimenti che vanno dalla provincia di Sassari fino a quella di Nuoro, per avere poi movimenti sempre più piccoli nelle altre province. Importante anche la pianura, dove per pianura intendiamo la riscoperta generale del territorio. E allora già questi dati ci fanno capire come non solo di marino balneare si tratta per i sardi, ma c'è un'apertura importante verso le altre destinazioni, verso gli altri temi. Però l'abbiamo detto anche la scorsa volta, se ne è parlato con Joseph, non è importante soltanto capire dove si va, ma anche quali sono gli stimoli per guidare la nostra domanda. Dobbiamo sempre interrogarci sul giusto equilibrio tra il prodotto disponibile e la voglia di fare vacanza. E allora questo è uno degli stimoli che facciamo arrivare agli operatori. Se è vero che i sardi rappresentano per noi un buon punto di ripartenza, li dobbiamo stimolare al pari di tutti gli altri clienti. Dobbiamo cercare di intercettare il loro interesse partendo da questa visione. Bene il marino balneare, ma dandogli qualcosa di più. Magari già proponendo le alternative di vacanza, non soltanto per la stagione estiva in corso, ma anche strizzando l'occhio verso ottobre-novembre. E a conferma di questo, vediamo, ecco, anche questo dato immediatamente alla grafica ci fa vedere come il marino balneare sia preponderante rispetto a tutti gli altri tematismi o a tutti gli altri scenari, però è un dato che noi stiamo monitorando, che ci auguriamo che possa crescere nel prossimo anno e qui ancora una volta la crescita dipende dagli operatori, sono gli operatori che devono investire su questa crescita e proporre dei prodotti che vadano bene per queste diverse ambientazioni. Quando vanno in vacanza i sardi? Ora, evidentemente per capire quando vanno in vacanza i sardi noi dobbiamo cercare di intercettare quelle che sono le nostre curve degli arrivi e ancora più interessanti dalle presenze. Torniamo indietro per rispondere alla domanda, Max, perché per capire quando arrivano i sardi noi abbiamo bisogno di vedere quali sono i movimenti. Vedete ancora una volta, il mese di agosto la fa da padrona, i due colori ci evidenziano gli arrivi e le presenze, in blu vediamo quali sono gli arrivi, quindi le persone che si muovono, e in giallo, arancione, vediamo quante giornate dedicano alle loro vacanze in Sardegna. Il mese di agosto, ancora una volta, ci fa segnare un picco, bene anche luglio e settembre, però vedete il mese di ottobre, per quanto ci sia un calo netto, ci regala ancora dei numeri interessanti e anche questo ci lascia ben sperare per quell'allungamento che tutti gli operatori vorrebbero vedere, vorrebbero intravedere, perché se è vero quello che dicono oggi i principali quotidiani, penso al titolo di Repubblica che segna il passo rispetto all'andamento del turismo in Italia,
facendo registrare quel meno 53% negli arrivi, che obiettivamente ci fanno vedere un sistema in forte difficoltà. È altrettanto vero che su quel 53% di calo bisogna lavorare per guardare non più soltanto a luglio e agosto, non ci basteranno, ma anche ai mesi di spalla. E allora anche qui ripartiamo da questi dati, vediamo 64.000 presenze per i sardi che nel mese di ottobre decidono di riscoprire ancora la loro isola, il mese di novembre con una coda anche verso dicembre. Anche qui qualche operatore che ci ha scritto via mail ci dice sì, ma i numeri sono ancora piccoli. È vero, ma abbiamo una buona potenzialità, perché se è vero che il mercato sardo rappresenta il secondo per gli arrivi in Sardegna, è altrettanto vero che su questi arrivi noi possiamo scommettere per replicare la possibilità di viaggio. Replicare vuol dire che i nostri concittadini possono sicuramente fare le vacanze ad agosto, ma se ben stimolati ci possono regalare la ripetizione della loro esperienza a ottobre e novembre, perché no anche a dicembre. Qua però abbiamo sempre il solito dubbio: gli operatori vorranno allungare la stagione. Abbiamo provato qua a chiederlo a qualcuno, timidamente ci viene detto valutiamo, vediamo. Ora, il valutare e vedere in una situazione come questa è comprensibile, perché tutti gli operatori sono abbastanza cauti per capire l'impatto di questo nuovo scenario sull'andamento della stagione, però è altrettanto vero che serve quella fase nuova, la scommessa, quell'innovazione anche in termini di approccio mentale rispetto al mercato. E allora, Antonio, scusa, sì. Interveniamo ancora da Radiolina perché c'è anche un'altra domanda: come possiamo ravvivare il turismo interno in una fase critica come questa? Grazie Max, vedi, anche questo è uno stimolo. Anche su queste domande gli operatori si dovrebbero interrogare in modo attento. Turismo interno lo intendiamo in due modi: sia il turismo che riguarda non soltanto il marino balneare e non soltanto le coste, ma anche il turismo interno in senso più generale, cioè tutti quei sardi di cui stiamo parlando che vogliono fare le loro vacanze in Sardegna. Bene, la chiave di lettura è sempre la stessa: non basta vedere i numeri ci servono per guidare le nostre strategie, dobbiamo avere ben chiaro che cosa offriamo. E anche lì, importanti gli spunti che ci ha dato Joseph nel suo ultimo intervento. Si è parlato di sicurezza, però attenti, la sicurezza non è un prodotto, la sicurezza è una precondizione che consente ai nostri turisti, che siano sardi o provenienti dalla penisola piuttosto che dal mercato internazionale, di muoversi in tutta sicurezza all'interno della Sardegna, con le prescrizioni che sono da adottare per l'attuale situazione sanitaria, però effettivamente non rappresentano un prodotto. E allora bisogna uscire da questo schema, bisogna proporre sul mercato dei prodotti nuovi. I dati che abbiamo visto poc'anzi ci aiutano a capire come lo stimolo vero deve nascere dal mare, ma reinventato e reinterpretato. Una delle domande che mi ha colpito di più durante uno dei webinar che in questo periodo ci hanno visto impegnati su più fronti è stata quella di un operatore che ha detto: io vedo il mare tutti i giorni, effettivamente lo vivo soltanto da giugno fino a settembre e mi sono interrogato in questi mesi di lockdown sull'utilità di questo mare negli altri mesi dell'anno, almeno per altri 6 mesi. E allora da questa riflessione è nata anche una risposta. Si è chiesto se quel mare vissuto durante l'inverno potesse intercettare gli stessi turisti e si è mosso con una propria survey personale dedicata ai suoi clienti storici e ha fatto una domanda molto semplice. Ha mandato un video con il mare nel periodo di aprile, quindi ancora non nella stagione classica, e durante questo video si vedeva uno scenario bellissimo, naturale, naturalistico, di quelli che ti fanno sognare, però in una giornata non sicuramente estiva, in una giornata con 20-21 gradi. E ha chiesto ai suoi clienti storici: voi che cosa vorreste fare con un mare così bello in una giornata in cui ci sono 20 gradi? Le risposte sono state entusiaste e entusiasmanti per l'operatore, perché hanno detto tutti cose diverse, dal mi piacerebbe andare in spiaggia anche con una giacca a vento per guardare il mare, mi rilassa, mi piacerebbe poter fare windsurf al mare, era una zona che si prestava al windsurf, mi piacerebbe uscire con la canoa, mi piacerebbe uscire con la barca. E allora questa risposta data dal turista ci ha rivelato uno scenario nuovo non perché non lo possiamo conoscere, nuovo perché l'offerta in questo senso è molto limitata. Lo scenario nuovo è: cerchiamo di osare di più. Come si fa ad intercettare il turismo interno e a rilanciarlo? Dando la prospettiva, cercando di offrire non soltanto il marino balneare, ma agganciando a quel marino balneare la possibilità di vivere quello scenario naturale, il mare, la montagna, la collina, la pianura, in tutti i periodi dell'anno. E allora qua entrano in gioco gli operatori
per intercettare, valorizzare e rilanciare il turismo interno è necessario che gli operatori creino prodotto, e il prodotto migliore è quello che nasce dall'ascolto dei propri clienti. Partiamo da quelli storici per offrire qualcosa di nuovo sul mercato e poi guardiamo l'orizzonte. Se guardiamo l'orizzonte, secondo me, Lucio, con questi dati sul turismo interno e con la forte volontà da parte dei turisti di vivere l'isola a 360 gradi, noi riusciamo a creare un prodotto che ha un primo start-up con il turista di prossimità, ma che sicuramente potrà appassionare sia il mercato nazionale che il mercato internazionale. È evidente che tutti questi dati avremo bisogno di molto più tempo per approfondirli, ma come sempre non ci sottrarremo né alle domande né alla possibilità di analizzare altri scenari nell'ultima puntata che avremo a disposizione, piuttosto che rispondendo a tutte le richieste che ci stanno pervenendo in questi giorni. Benissimo, grazie Antonio, molto interessante. Joseph, volevo 2 battute da parte tua, perché stiamo per passare la parola a Gianfranco per il Forum Trasporti. Noi tante volte ci siamo detti, ovviamente i trasporti sono un nodo fondamentale, soprattutto perché siamo un'isola, quindi è ovvio che i trasporti sono un elemento chiave del sistema. Troppo spesso diventano anche un alibi, giusto? Sì, in realtà il trasporto è un business e funziona secondo come noi, che nel turismo con le regole dell'offerta e la domanda. Se c'è domanda di mercato, ovviamente le compagnie aeree non hanno nessun tipo di problema, sono soggetti che non fanno carità né beneficenza, devono fare dei guadagni, ti mettono i voli. Quello che spesso ci siamo rincontrato in qualche maniera è il fatto che, diciamo, la mancanza di ipotetici voli o reale di voli serve anche di scusa, di alibi. Lo ha detto molto chiaramente Antonio dicendo un fatto che è fondamentale. Sardegna avrebbe tanta possibilità di catturare dei clienti, di portare dei turisti alla terra dei turisti fuori dalla stagione, magari non tanto in inverno, ma sì in quello che sarebbe la primavera e anche l'autunno, soprattutto perché oggi il trend del mercato sta andando verso il well-being, che non è soltanto il wellness. Il well-being è andare a passeggiare, star bene per 3 giorni a ricaricare le mie pile passeggiando sulle spiagge, mangiando, eccetera, eccetera. Pertanto, se noi siamo in grado di capire e di scommettere come operatori, come sistema turistico a Sardegna, sicuramente i vettori aerei ci verranno dietro e ci metteranno i voli con i quali poter far decollare definitivamente l'attrattività turistica della Sardegna, non soltanto per i soliti 90 o 120 giorni all'anno. Benissimo, benissimo. È giusto la giusta apertura della prossima sessione, la seconda sessione, dedicata al Forum Trasporti. A te la parola, Gianfranco. Bene, sì, grazie Lucio e grazie a tutti quelli che sono collegati attraverso le diverse piattaforme. Dunque, il mio compito è quello per diciamo un'oretta circa di approfondire un tema che tu, Lucio, hai definito insieme a Joseph molto bene, cioè un tema essenziale che però spesso non deve diventare un alibi, ma anzi deve, come abbiamo sempre detto anche nei nostri precedenti incontri, essere messo a sistema perché esso stesso fa parte dell'offerta di quel prodotto turistico che viene offerto. Allora, il mio compito è quello un po' di fare da trade union tra i diversi interventi che riguardano sia l'aspetto del trasporto aereo che del trasporto marittimo, che è la visione degli operatori turistici. Chiamerò poi, diciamo, ogni 2 o 3 interventi anche gli amici Gianluigi e Robert per avere alcune impressioni su quanto emerge durante quest'ora. Quindi direi di passare subito la parola ad Andrea Giuricin. Andrea è il CEO di Tra Consulting, ma soprattutto, oltre che essere un collega, un amico, è una persona, uno dei massimi esperti a livello nazionale e internazionale sul tema del trasporto aereo. Adesso, come lo vedrete in video, vi accorgerete che è un viso anche conosciuto, perché spesso lo vediamo in video e soprattutto in quest'ultimo periodo discutere sulle tematiche che riguardano le prospettive del trasporto aereo. Dando la parola a lui, gli chiedo diciamo, di rimanere intorno ai 10-12 minuti massimo,
ma chiedendogli di fare una riflessione intanto su qual è lo scenario di riferimento su base internazionale verso il quale stiamo andando per quanto riguarda il trasporto aereo. Questi 3 mesi, 4 mesi hanno cambiato in maniera sostanziale, dobbiamo capire sino a quando o vedremo gli effetti. E poi di capire sul tema della Sardegna e fare un focus sulla Sardegna per capire che conseguenze ha sulla Sardegna, in particolare in riferimento a un tema che è il tema che poi ricorrerà spesso, che è quello della continuità territoriale e in che modo, diciamo, il sistema si può porre rispetto alla continuità territoriale. A te, Andrea, non so se hai delle slide da proiettare o se vai a braccio. Sì, no, ho preparato delle slide. Innanzitutto grazie mille per l'invito, grazie Gianfranco e grazie a tutti. Molti di voi già ho avuto piacere di conoscerli, di parlarci insieme, e oggi cercherò un attimino, in circa poco più di 10 minuti, di fare una breve presentazione di dov'è il mondo del trasporto aereo e soprattutto dove stiamo andando, diciamo, da questo punto di vista. Quindi inizio subito la condivisione. Eccoci qua. Perfetto. Spero che possiate vedere. Perfetto. Allora, chiaramente siamo in un mondo molto diverso rispetto a qualche mese fa, quindi indubbiamente il trasporto aereo dobbiamo cercare di capire quali sono queste dinamiche post-Covid, dove possiamo andare, soprattutto per l'Italia e poi anche da un punto di vista del mercato della Sardegna, estremamente importante. Beh, innanzitutto mi sembra molto chiaro precisare un punto. Prima della crisi del Covid-19 il trasporto aereo in Italia stava andando molto bene. Dal 97, anno della liberalizzazione del mercato europeo, al 2019 il mercato è praticamente triplicato. Stiamo parlando da 53 milioni di passeggeri nel 1997 a oltre 161 milioni di passeggeri nel 2019. Questo è un punto molto importante perché la liberalizzazione ha fatto sì che il mercato aereo potesse svilupparsi anche grazie a nuovi attori. Un altro mito da sfatare, perché molte volte si sente soprattutto dalla politica, ma non solo, relativo a come stavano andando le compagnie aeree, bisogna dire che le compagnie aeree fino all'anno scorso stavano andando bene. Se andiamo a vedere l'EBIT margin nel 2019 delle diverse compagnie aeree, molte compagnie sono in doppia cifra, addirittura diverse compagnie hanno comunque un EBIT anche superiore al 6-7% e ci sono poche compagnie che stanno andando non particolarmente bene, ma poi ce n'è una purtroppo che fra tutte quante stava perdendo più soldi, che chiaramente sappiamo bene ed è Alitalia, che lo scorso anno ha perso oltre $500 miliardi. Però in generale tutto il trasporto aereo, tutte le compagnie europee perlomeno stavano andando in maniera positiva. Altro dato interessante è che è un mercato sempre più concentrato, dove i grandi attori, principalmente 5, hanno ormai oltre 100 milioni di passeggeri o quasi 100 milioni di passeggeri. Stiamo parlando di Ryanair, di Lufthansa, del gruppo Lufthansa, del gruppo IAG, che comprende chiaramente British, Iberia, Aer Lingus e anche Vueling, e sta pure inglobando un'altra compagnia spagnola, Air France KLM e EasyJet. Queste sono le grandi 5 compagnie. Chiaramente in tutto questo significa che la competizione è sempre più complicata, perché queste compagnie, prendiamo Lufthansa Group, ha circa 700 aerei in flotta. Altri 2 punti molto importanti, che è un mercato sicuramente sempre più concentrato. In Europa le prime 5 compagnie hanno circa il 50% del mercato. Se andiamo a vedere cosa è successo negli Stati Uniti, dove la liberalizzazione è iniziata prima, in questo caso le prime 5 compagnie hanno l'86% del mercato. Quindi quello che possiamo vedere è che dopo questa liberalizzazione il mercato va sempre di più verso una maggiore concentrazione. Ma un punto molto importante che ci si dimentica è che in realtà anche per i vettori tradizionali giocano su alcune variabili molto importanti, che in particolare sono gli slot. Sicuramente tutti voi sapete che cosa sono gli slot, non voglio annoiarvi su di questo, ma ad esempio il gruppo come Lufthansa davanti agli investitori dice: cari investitori, non preoccupatevi, almeno fino all'anno scorso, non preoccupatevi, quest'anno sì che si preoccupano un po' di più, ma non vi preoccupate perché io ho una posizione di forza sui miei hub, principalmente Francoforte, Monaco, Zurigo e Vienna, e in questi hub non verranno rilasciati gli slot fino al 2024, comunque verranno rilasciati molti pochi slot. Quindi si ha una posizione di dominanza o quasi di oligopolio su certi aeroporti e le compagnie tradizionali sono brave a mantenerle. Cosa è successo? Scusatemi questa brevissima introduzione, ma cosa è successo con il Covid-19? Innanzitutto il primo punto è: ricordiamoci che questa crisi non colpisce tutti uguali. L'Italia verrà colpita peggio di altri paesi, l'Europa verrà colpita peggio di altre aree. Se nel 2021 il PIL sarà inferiore in Europa di 2 punti percentuali rispetto al 2018, ricordiamoci anche che ad esempio nei paesi asiatici, l'ASEAN, quindi
i principali paesi dell'ASEAN, i principali 5 paesi dell'ASEAN vedranno 12 punti percentuali in più e la Cina addirittura 17. Quindi ricordiamoci che è una crisi che comunque è asimmetrica. Oltretutto teniamo anche conto delle seconde ondate, che diversi istituti, organizzazioni internazionali parlano di queste seconde ondate che potrebbero mettere in crisi ulteriormente le economie. Come è stato attaccato il trasporto aereo? Beh, possiamo vedere la grandissima crisi, ad esempio nel mercato cinese, che è stato il primo mercato colpito. Ad oggi il mercato cinese è tornato circa al 60% della sua capacità, mentre il mercato europeo rimane intorno al 10% della sua capacità. Il mercato nordamericano, grazie ai voli interni, rimane un pochettino più sviluppato, ma in generale il mercato europeo è stato quello maggiormente colpito. Altro dato estremamente importante è tutte le compagnie si sono trovate con gravi problemi di liquidità. I giorni di liquidità, chiaramente, che avevano prima le compagnie erano completamente diverse. Alcune compagnie avevano molta liquidità in cassa, altre meno, e non è un caso che proprio le compagnie che avevano meno liquidità hanno necessitato di interventismo dello Stato. E quindi chiaramente, ma in generale tutte le compagnie hanno avuto, diciamo, aiuti da parte dei governi, tanto che in questa slide ho preso solo alcuni dei tanti interventi da parte di tutti i governi, ma possiamo vedere che in generale tutti i governi hanno avuto un certo interventismo sul trasporto aereo. Bene, questa ultima parte, perché chiaramente ho solamente 5 minuti ancora a disposizione, fa un pochettino il punto su quella che è la situazione italiana, su quelli che sono i sogni politici e la realtà che a mio parere è abbastanza dura. Innanzitutto bisogna ricordare che il mercato aereo è andato relativamente bene. Se guardiamo il mercato domestico e intraeuropeo, che sono i mercati liberalizzati, ad esempio lo confrontiamo con la Francia, 97 rispetto al 2019, vediamo che il mercato francese sì è cresciuto da 55 milioni a 107 milioni, c'è stato raddoppiamento del numero di passeggeri, ma il mercato italiano addirittura è triplicato, da 42 milioni a 126 milioni. Quindi il mercato italiano, almeno laddove era stato liberalizzato il mercato, dove è stato liberalizzato il mercato, vedeva una importante crescita e una forte crescita. Altra cosa, ricordiamoci le quote di mercato. Quando parliamo di mercato aereo, ricordiamoci che il mercato DAE per l'Italia, che sono circa 130 milioni di passeggeri del complessivo 161 milioni di mercato complessivo italiano, quindi 130 milioni DAE per l'Italia, che sono i turisti italiani che vanno all'estero o gli stranieri che vengono in Italia. All'Italia era la quinta compagnia e ci sono tanti operatori, vedete Ryanair, EasyJet o anche il gruppo IAG o anche Lufthansa, che sono più importanti per l'Italia da un punto di vista di connettività. Quindi questo è un punto estremamente importante da tenere in considerazione proprio per decidere dove si vuole andare. Io lo chiamo spesso, e qua ho criticato un po' il governo, la visione del governo trasporto 8.0, ma 8.0 perché dove sta andando il governo a mio parere è un trasporto aereo anni 80. Non solo perché si sta dando un aiuto diretto a una singola compagnia, questo è stato un errore italiano che è stato copiato anche da altri stati, ma anche perché si sta andando nella stessa direzione per quanto riguarda il contratto di lavoro nazionale. Si vuole ad esempio imporre il contratto di una singola associazione che vede dentro solamente 2 compagnie o la stessa compagnia a tutto il settore. Un'altra cosa è ad esempio vietare l'incentivazione fra aeroporti e compagnie aeree, e quindi questo fa sì che si perda di flessibilità. E infine un tema estremamente importante per la Sardegna, eccomi qua, dall'articolo 203, comma 4 ter, si parla di servizi pubblici essenziali e solamente con Alitalia con contratto diretto. Ecco, questo è a mio parere una visione molto monopolistica del trasporto aereo che non aiuta la ripresa del trasporto aereo, perché la mia visione è quella maggiore concorrenza, più scelta per i consumatori. Più scelta per i consumatori significa anche prezzi più bassi. Ecco, mi sembra che in questo momento si vada in direzione opposta. E questo è molto importante degli OPS, perché se diamo un monopolio, a mio parere, c'è un rischio sul settore aereo che poi il mercato non si riprenda abbastanza in fretta come in realtà tutti speriamo si possa riprendere. Un punto interessante, perché poi ritorno proprio sugli OPS, è il famoso confronto con la Spagna. Ora, forse voi sapete che io risiedo ormai da anni in Spagna, quindi è un mercato che conosco molto bene anche per esperienza personale, e se andiamo a vedere il mercato delle Baleari, che è spesso preso, non so se ha ragione o ha torto, come mercato in competizione con quello sardo, possiamo vedere che stiamo parlando di scale completamente diverse, cioè solamente passeggeri nazionali nelle Baleari, cioè i voli domestici nelle Baleari, che poi sono quelli sotto l'OPS
sotto diciamo, il pubblico servizio che conosciamo alle Baleari essere completamente diverso rispetto a quello sardo, comunque rispetto a quello italiano o anche di altri paesi, stiamo parlando di numeri molto importanti, 7 milioni e mezzo per Palma de Mallorca, 3 milioni e 3 per Ibiza e 1 milione e 8 per Minorca, quindi un mercato complessivo di circa 12 milioni, addirittura superiore a 12 milioni di passeggeri l'anno, che è anche superiore a tutto il mercato sardo. Detto questo, a mio parere, io, dato che non voglio essere mai solo negativo, cerco sempre di portare delle proposte. Queste sono le mie proposte che ho portato anche su Sky circa a fine febbraio, addirittura a inizio marzo, fine febbraio, proprio da una conterranea di chi mi sta ospitando, cioè Mariangela Pira, la brava Mariangela Pira, e queste proposte vanno in direzione per aiutare il trasporto aereo, sardo e italiano, come farlo riprendere? Beh, innanzitutto si è sentito molto parlare di riduzione di IVA in generale. A mio parere, se passassimo dal 10% al 4%, addirittura all'azzeramento dell'IVA per i voli domestici, questo potrebbe aiutare a far riprendere il trasporto. È chiaro che non è tanto il trasporto aereo, è chiaro che non è tanto, ma è già una direzione nella quale tutte le compagnie aeree, e in questo caso anche all'Italia, perché su voli domestici sicuramente più forti, vengono aiutate. Un'altra cosa che aiuta tutto il trasporto aereo, perché la mia visione è sempre quella di aiutare tutto il trasporto aereo, è l'eliminazione delle tasse comunali e del fondo volo, cioè quelle famose 6,5 euro per i passeggeri in partenza dall'Italia, 7,5 euro in partenza da Roma. Ecco, eliminando questo addirittura togliamo un costo molto importante per le compagnie aeree. Per le compagnie low cost addirittura arriviamo a circa il 20% dei costi complessivi, quindi non stiamo parlando di noccioline, come si dice in americano, ma è una tassa molto importante, e chiaramente questa tassa serve a finanziare la cassa integrazione speciale del settore. Quello che dico io, finanziamo direttamente questa cassa integrazione speciale in modo che non siano i passeggeri a doverla pagare per far ripartire più in fretta il settore. Ultime idee è misure coordinate tra i diversi settori, perché è bene importante ricordarsi anche questo. Chiaramente qua abbiamo altri attori in altri settori, sia il marittimo, pensiamo anche al ferroviario per quanto riguarda ad esempio su Milano-Roma o altre tratte, per evitare distorsioni nel mercato. E altra cosa, misure coordinate a livello europeo. Quello che è mancato a mio parere però è stato proprio questo. Infine, ultimo ma non meno importante, è la revisione degli OPS a livello della Sardegna. Non stiamo parlando quindi del sistema che ha in mente il governo, a mio parere. Il sistema che ho in mente io, che ho proposto già diverse volte, è quello di pensare a un sistema simile alle Baleari, tanto più adesso che il traffico è molto basso, pensare a una scontistica, per chi non lo sa, di fatto una scontistica sul prezzo del biglietto del 75% della tariffa del prezzo del biglietto, escluse le tasse aeroportuali, del 75% potrebbe aiutare a far ripartire più velocemente il mercato sardo, per quanto riguarda almeno, chiaramente solamente per i residenti, e questo potrebbe aiutare molto la Sardegna. È chiaro che una misura così in generale non costa poco, ma al tempo stesso, proprio in questo momento che la domanda è più bassa, è più fattibile pensare una cosa del genere, dato che tutti gli amministratori delegati con cui parlo del trasporto aereo mi dicono non prima del 2023 ci sarà una ripresa ai livelli del 2019, ecco, forse ripensare proprio adesso gli OPS è il momento adatto per la Sardegna per cercare di andare in questa direzione. Con questo ho concluso la mia presentazione, spero di non aver portato via troppo tempo, ho cercato di mantenere i tempi, grazie mille, scusate la fretta, ma volevo far parlare tutti e non volevo prendere tempo. No, Andrea, grazie veramente, soprattutto per essere rimasto nei tempi, ma perché in particolare ci hai dato un quadro di dove siamo e di dove stiamo andando, e soprattutto ci hai fornito un quadro molto importante e molto interessante di quelli che possono essere le azioni da svolgere. Capiamo che le problematiche sono problematiche che riguardano base nazionale e internazionale, e quindi probabilmente in alcuni contesti non possono trovare una soluzione locale. Magari dopo, se il tempo riusciamo a fare un secondo giro almeno di domande flash, di domande rapide. In questa prima parte passerei invece la parola a Francesca Marino. Francesca Marino, che ho conosciuto 2 anni fa, siamo conosciuti ad un Meet Forum sul turismo. Francesca è la Passenger Manager di Grimaldi Lines, quindi parliamo di trasporto marittimo, e quindi è diciamo un soggetto che da questo punto di vista ci fornisce il punto di vista dell'operatore del mare. Operatori del mare che in questo periodo in Sardegna sono sulle prime pagine di tutti i giornali. Recentemente, non più tardi di 10 giorni fa, sono stati tutti gli operatori stati chiamati dal Presidente della Regione su una riflessione generale su un tema delle tariffe. Io ne ho parlato 2 giorni fa nel precedente webinar che abbiamo fatto. Devo dire che per quanto mi riguarda è più un problema percepito che reale, ma quando un problema è percepito vuol dire che comunque c'è un fondo
va analizzato. Allora Francesca, chiedo appunto di rimanere magari sempre su 10 minuti, fornendoci anche lei un quadro abbastanza generale, diciamo, della situazione, e poi di affrontare un focus sul tema del trasporto marittimo nei confronti della Sardegna. Tra l'altro la sua compagnia ha visto che in questi giorni è su tutti i giornali, rafforzando il tema della sicurezza come elemento guida per, diciamo, per far capire quale può essere l'offerta che la Grimaldi Lines in questo momento può offrire. Prego Francesca. Grazie di nuovo, buonasera e buonasera a tutti. Sfrutterò meno di 10 minuti, spero, insomma, almeno nelle intenzioni. Avevo pensato di non voler partire con la questione sicurezza, Covid, misure di prevenzione, protocolli, eccetera, però probabilmente è doveroso. È doveroso dire che in questo periodo di lockdown noi abbiamo continuato a viaggiare. Lo abbiamo fatto trasportando le merci verso la Sardegna e dalla Sardegna verso il continente, lo abbiamo fatto dalla Sardegna verso la Spagna, dalla Spagna verso la Sardegna, e facendo viaggiare le persone che erano autorizzate a farlo, con una stretta collaborazione appunto per ricevere le autorizzazioni con le regioni, e garantendo un servizio di continuità importante. A questo punto si può dire senza percepire un euro di contributo, un servizio di continuità importante con questa destinazione, perché sulla Sardegna noi abbiamo investito dal continente, abbiamo investito dalla Spagna. Ascoltavo prima l'intervento, si parlava di Joseph, si parlava di collegamenti di aereo, mi dispiace sempre non sentir citato, tra l'altro l'accento non è proprio sardo, ci sarà qualche radice spagnola, mi dispiace non sentir parlare delle navi, di quelle navi che vi garantiscono l'arrivo delle merci in time, garantiscono ai tanti spagnoli di raggiungere la Catalogna per vivere lì la Semana Santa, che garantiscono a quelli che ai tour operator sardi che lanciano pacchetti con la nave di far arrivare spagnoli in Sardegna e portarli con le loro auto. Chi conosce il turismo sa che arrivarci in auto è sicuramente per il territorio, non mi vogliano i colleghi dell'aereo, ma molto più pregnante, e il turismo itinerante è sempre meglio di arrivi e vai via. Quindi ti consente di arrivare sul territorio, muoverti dal nord al sud, insomma le navi ci sono. Poi le isole, il trasporto via mare dovrebbe essere on top quello che viene in mente quando si parla appunto di trasporti, però ci sono io e lo racconto. Quello che voglio dire è che abbiamo continuato a servire, e il termine giusto è servire quest'isola appunto con servizi che hanno mantenuto la stessa frequenza di quella che avremo per l'estate. E allora ne partiamo da Livorno 2 volte, partiamo da Civitavecchia per Porto Torres e Olbia, e garantiamo appunto un servizio con navi di ultima generazione e con cruise ferry che portano sulla scritta zero emission in port, che significa zero emissioni quando ci sono le operazioni di appunto imbarco e sbarco nei porti, e ovviamente la riduzione di quello che può essere l'inquinamento. Vengono spenti i motori, le batterie che sono negli scafi consentono a queste navi, che sono le navi ibride più grandi al mondo, di funzionare senza l'utilizzo appunto del carburante, a sola elettricità. Queste sono il futuro, queste sono appunto le navi che noi abbiamo messo in mare già da qualche anno. Ciò detto, sottolineavo il fatto che noi abbiamo continuato a viaggiare perché di fatto abbiamo garantito appunto un servizio di continuità che è qualcosa di totalmente differente da quella che è la gestione turistica. Sono responsabile di questo settore ormai da quasi 20 anni, insomma dimentico sempre la data di inizio, quella giusta, però un periodo così io non l'ho mai vissuto, ed è un periodo che ha preso le nostre aspettative e le ha spente tutte quanti, quindi ci siamo dovuti dedicare ad attività e servizi che erano totalmente differenti. Oggi, o meglio, da qualche settimana c'è un interessantissimo fermento, una ripresa delle prenotazioni, la possibilità di ragionare sul futuro
che è dietro alle porte, perché ormai siamo in estate, anche insomma le date ce lo dicono, ha un periodo di un po' più lunga, appunto un lungo periodo, su quelle che possono essere misure, iniziative e attività che ci consentano di guardare appunto al breve ma a lungo periodo con una prospettiva migliore e di ottimismo. Qualche settimana fa abbiamo partecipato alla definizione del progetto Home to Home. Nelle icone, ecco sì, vedo Massimiliano Cossu, con cui abbiamo ragionato sul cosa fare. Sono iniziative pratiche, concrete, e sono le cose che servono per poter rilanciare la Sardegna. Faccio un salto indietro. Nelle settimane scorse, lo raccontavo anche ad Antonio, ho tenuto una serie di interviste con delle radio a livello nazionale, non le cito, insomma evitiamo di raccontarlo, però nel definire quello che avremmo raccontato, su che cosa avremmo voluto ragionare, ci siamo focalizzati in maniera, come dire, piena su quelle che sono le misure di sicurezza, come viaggiate, che tipo di precauzioni utilizzate, quali sono i protocolli, eccetera. Ed è difficilissimo parlare di un settore che contava che era il 14% del nostro PIL, parlare di turismo unicamente concentrandosi su quelle che sono le misure di sicurezza. Ed è ciò che noi dovremmo in questo momento mettere un po' a parte e dovremmo lasciare lo spazio a quello che è il turismo, la vacanza. Ogni vettore, ogni albergo, ogni struttura ricettiva si è dovuta dotare di misure di prevenzione, misure di sicurezza. Basta parlarne con un focus principale. Dobbiamo partire dal presupposto che portiamo e invitiamo e stimoliamo le persone ad andare in vacanza. Le persone stanno andando in vacanza e lo devono fare con il mood necessario, con lo spirito vacanziero. Ritornare a parlare di mascherine, di guanti, di protocolli, di distanziamento sociale sono norme, sono principi, sono istruzioni che noi siamo tenuti a portare avanti. Chi racconta sto facendo questo piuttosto che l'altro, in realtà sta raccontando un sistema che deve essere necessariamente nei vettori, nelle navi, negli aerei, nei treni, in qualsiasi posto, perché solo così si potrà viaggiare. Dunque, che cosa serve? Serve intanto cominciare a parlare di vacanza, perché siamo già in ritardo. Noi abbiamo partecipato ad un Abbiamo persa Gianfra. Persa. Francesca, scusami, ti abbiamo perso un attimo. Hai detto noi abbiamo partecipato e poi è venuto giù... ad una tavola rotonda col presidente Solinas. Si parlava di campagna di promozione della regione Sardegna. Siamo il 24 giugno, siamo in ritardo. Se si vuol fare una campagna di promozione per l'estate, saremmo dovuti partire ieri, e questo è il momento. Allora, noi possiamo parlare di quello che ci serve. Io generalmente semplifico le cose, guardando la mia vita, penso sempre a come semplificarla. Basta fare cose semplici. Prima di tutto, ripeto, serve fare sistema con la filiera, che non significa paroloni, che non significa teoria, significa fatti, significa mettere insieme. Noi vettori abbiamo continuato a viaggiare, io almeno, noi Grimaldi, anzi meglio, sottolineiamo, la compagnia Grimaldi ha continuato a viaggiare per tutto il periodo, sta continuando il proprio servizio. Se le strutture alberghiere non aprono o non aprono in misura consistente, che portiamo i passeggeri in Sardegna, non dormiranno sotto i ponti. C'è Portale Sardegna che ha ragionato su un ricettivo fatto di case, di residence, ma bisogna trasferire questo concetto. Quando parli con gli operatori ti dicono ancora il 24 giugno, noi abbiamo chiacchierato con i nostri partner, non so se apro, al 24 giugno, non so se apro, si apre o non si apre. Aiutiamo le strutture ad aprire. Questo è il primo argomento.
farlo bisogna essere accanto alla filiera. I vettori, noi abbiamo la capacità, grazie a Dio, di essere sostenibili, ripeto, andiamo avanti senza un euro di contributo, però bisogna capire, dando delle indicazioni chiare, semplici, su quello che i vettori devono fare. E invece ancora adesso, Raminghi, andiamo a cercarci le informazioni. Devo farti una domanda, che è un tema che in Sardegna, ti chiedo un flash proprio per un tema che in Sardegna non può non essere affrontato, che è il tema delle tariffe. Siccome è un tema sul quale gli operatori c'è una fortissima, come dicevo, diciamo, percezione sul fatto che le tariffe sul marittimo siano un elemento, un ostacolo. Ecco, una battuta su come voi state affrontando il tema. Sì. Allora, una battuta flash, perché siamo... Sì. No, sarebbe stato il terzo punto. Sarebbe stato quello di non strumentalizzare le informazioni, perché non cito la testata, però l'ho detto al giornalista che aveva scritto. Se in un articolo di giornale fate un paragone di tariffe, eliminando totalmente quello che è il servizio da Livorno su Olbia, che oggi è il più frequente, noi abbiamo 2 partenze al giorno, il nostro concorrente pure, c'è una compagnia che segue il Golfo Aranci, cioè che serve Golfo Aranci con una frequenza importante. Se voi eliminate totalmente Livorno-Olbia, vorrei capire qual è il senso della notizia. La notizia è dare delle informazioni, non dire cose che possono semplicemente far intendere. Se tu prendi l'altissima stagione di qualsiasi destinazione, troverai sempre prezzi alti. Io ho fatto un esempio, sono partita con mio marito e mio figlio, sono andata in un'isola greca, ho prenotato l'inizio di agosto e la metà di agosto di rientro, 8-21, parlo di qualche anno fa, in 3, senza portarci l'auto, abbiamo speso 1.200 euro. Stavo viaggiando in un periodo di altissima stagione, è evidente che in quel periodo tu trovi il prezzo più alto. Bisogna scegliere, si può guardare. Quando tu hai la possibilità di scegliere, hai la possibilità di scegliere anche il prezzo più basso. Se parti nell'altissima stagione, ripeto, rischi effettivamente di trovare un prezzo altissimo. Basta al tavolo intorno a cui ci siamo seduti relativamente ai prezzi, perché si è parlato anche di prezzi, ho consigliato all'assessore ai trasporti di far fare delle simulazioni. Mettete accanto i nostri prezzi, il nostro, quello di Tirrenia, quello di Mobi, quello di GNV, e valutate se ci sono prezzi alti, perché ognuno di noi a quel tavolo sono state dette ho ridotto del 30, ho ridotto del 20, io ho dichiarato che i nostri passaggi ponte sono i prezzi sono più bassi. Mettete a confronto, senza strumentalizzazioni, perché basta mettere il prezzo di tutti quanti e capire se quello che noi stiamo raccontando, è una cosa vera oppure una cosa vera. Grazie Francesca, grazie. È chiarissimo il concetto del mercato e poi del raffronto, quindi magari se avremo tempo faremo dopo un ulteriore passaggio. Aggiungere l'ultima relativamente alle misure, perché con Antonio Usai io l'ho conosciuto quando appunto c'era l'assessore Morandi. Loro avevano iniziato un discorso di destagionalizzazione. La parola No, Francesca, è caduta la linea su Francesca. No, niente. C'è stato un taglio istituzionale. Sì, è caduta la linea su Francesca. Poi mi avete perso? La linea è debole. La linea va e viene. Magari vediamo di stabilizzarla con la regia e vediamo di fare il secondo passaggio, magari eventualmente alla fine. Voi pensate che sia un caso il fatto che sia clonato quando è stato nominato Francesco Morandi? No, assolutamente no. Non è amatissimo da tutti noi, per cui non toccate Francesco Morandi. Non penso che io sia non dico niente, Robert, gioco in casa. Appunto, Gianluigi, Antonio, insomma. Francesca, 20 secondi, 20, perché sennò penalizziamo gli altri. Non rendetela una parola soltanto, fatelo veramente, perché è quello che va fatto. Noi per 2 anni consecutivi abbiamo provato ad organizzare viaggi di istruzione in Sardegna. Per noi è il business più importante del periodo marzo-maggio e non siamo mai riusciti.
Va bene, grazie. Grazie. Passo subito invece la parola a un operatore. Qui abbiamo sentito operatore di trasporto aereo, operatore di trasporto marittimo, vediamo un operatore turistico, anche perché sono evidenziati già da questi primi due interventi alcuni elementi interessanti di disponibilità, di collaborazione da parte dei vettori con i tour operator. Allora, Massimiliano Cossu, oltre ad essere l'AD di Portale Sardegna, che ricordo è la seconda azienda sarda quotata in borsa in assoluto, è un mio carissimo amico al quale voglio un bene dell'anima, e quindi do subito la parola chiedendogli, in quanto amico, di essere molto sintetico, perché ci deve aiutare a recuperare un pochino di tempo. Allora, questo prodotto turistico congiunto con le compagnie aeree marittime, come si costruisce, come si struttura, come possiamo realizzarlo? Ma intanto grazie Gianfranco, grazie dell'opportunità. Confermo che Gianfranco è un mio caro amico ed è un grande onore per me questo fatto. Allora, questo è il nostro lavoro è purtroppo non lo capiscono, anche qua dobbiamo fare una piccola dotazione di polemica, non lo capiscono chi ci governa, tant'è vero nel bonus viaggio ci hanno praticamente escluso completamente, non capendo qual è la nostra importanza, o che è quello di organizzare, quello di pacchettizzare e di costruire delle strutture, delle offerte, dei prodotti su misura per la nostra clientela. Il bonus viaggio ci scavalca completamente e dà l'opportunità solo alle strutture ricettive, tra l'altro alberghiere, escludendo l'extra alberghiere, anche questo non si capisce perché, l'opportunità di usufruire di questo bonus, che poi non si capisce ancora bene neanche chi e come deve percepirlo. Quindi tutto questo crea confusione, questo ve lo diciamo ovviamente da operatori, per cui una percentuale del nostro tempo la dobbiamo dedicare, invece che a promuovere il nostro territorio e cercare di trasformare in prenotazioni quelle poche richieste che arrivano, in spiegazioni su cose su cui ancora non lo sappiamo. Quello di cui si riferisce Francesca, che saluto, che colgo l'occasione appunto per salutare, è un esperimento molto interessante che abbiamo fatto sull'extra alberghiero, che si chiama Home to Home, cioè ci siamo immaginati in un periodo comunque diverso, di pressioni diverse dal punto di vista Covid, il cliente milanese che esce con la sua macchinetta, entra nella nave che rispetta comunque gli standard di quell'ombrello anti-Covid che avevamo chiamato Sardegna Isola Sicura, che non è altro che un codice di autodisciplina tra tutti gli operatori che ci hanno partecipato, ed è stato uno tra l'altro dei pochi esempi all'interno di quel contesto con cui abbiamo detto la Sardegna esiste, la Sardegna è sensibile al tema Covid, tant'è vero che ha avuto quasi 8 milioni di contatti mediatici, anzi forse di più, siamo stati anche in diretta su Rai 1. E all'interno di questo cappello il cliente quindi entrava all'interno della nave che rispettava comunque i requisiti, il codice di autodisciplina e poi ovviamente tutti i protocolli imposti dalle autorità governative, alle quali noi non ci siamo mai sostituiti, tengo a precisare, e poi la mattina esce dalla nave ed entra all'interno di una situazione sicuramente più Covid friendly, lasciatemi passare questo tema, comunque più gestibile, perché all'interno di una casa vacanza sicuramente il rischio Covid si riduce ulteriormente, ed è un pacchetto che comunque ha interessato molto diverse catene di agenzie di viaggio e le stesse compagnie navali che ci hanno dato delle tariffe particolari. Può essere un esperimento, un modo comunque per rispondere a una situazione di grande difficoltà, ed è quello che abbiamo cercato di fare noi come azienda in questi mesi, quindi non subire passivamente il mercato, ma veramente inventarci di tutto e di più, non ultimo il passaporto sardo che abbiamo chiamato Travel Pass, poiché il nome Sardinia Pass non è già stato utilizzato da un'altra iniziativa, quindi abbiamo dovuto cambiare nome per non fare polemica e rispettare comunque anche i nostri operatori precedenti, che consiste, che è un'operazione molto interessante sul mercato interno, con cui i sardi, scusami Gianfranco se ti prendo un altro minuto, con cui il mercato interno viene incentivato a girare la Sardegna simulando un po' quello che succede nel Cammino di Santiago, a mettere un timbro nei nostri portali Sardegna Point che stiamo aprendo. Domani apriremo il primo ad Alghero e poi un'altra schiera di una quindicina entro il mese di luglio, mettono il timbro in questo Travel Pass e alla fine diventa
ambasciatori di Sardegna, quindi fanno parte di questa community dove questi ambasciatori hanno la possibilità di devolvere, tra le altre cose, delle somme per valorizzare che cosa la nostra civiltà nuragica in chiave turistica. Diamo appunto dei soldi a Nurnet, che è un'associazione specializzata in questo. Sono tutti esempi con cui la nostra società, diciamo, con grande fatica ma entusiasmo, anche supportata da tutti i nostri Sardegna Local Expert, che ormai rappresentano l'anima della nostra società, cerca di rispondere a un mercato così complesso e difficoltoso. Ecco. Tutto questo lo possiamo fare perché siamo un tour operator, un operatore che merita comunque attenzione anche da parte del legislatore, un operatore specializzato sulla destinazione Sardegna e quindi che si è impegnato per trovare delle soluzioni sulla destinazione. Una risposta flash, dammi. Quanto pesa il trasporto, la scelta del trasporto nel pacchetto complessivo per un cliente? Cioè quanto va a guardare? Oppure diventa indifferente e comanda più la destinazione? In termini di prezzo, di tariffa o anche di livello di servizio? Mediamente parliamo da un 20 a un 30%, quindi non è banale. Ovviamente dipende dalla struttura ricettiva prescelta. Se un albergo 5 stelle va a incidere intorno al 7-8%, se una casa vacanza può arrivare anche a un 40% di peso. Ok. Grazie Massimiliano, Grazie perché insomma sei stato riuscito a farci riguadagnare un attimo di tempo e quindi per magari fare anche un po' di discussione, sentire anche un po' di domande che arrivano dal pubblico e da chi ci ascolta. Volevo un primo flash dai miei colleghi del comitato scientifico, cioè da Gianluigi TD e da Robert Piattelli, ma proprio flash per poi riprendere il girone di ritorno con gli altri 3 interventi su questi primi tre contributi importanti che abbiamo sentito di Andrea, Francesca e Massimiliano. Non so se ci sono delle domande dal web, chiedo anche a Max da Radiolina se ci sono appunto delle domande, oppure Gianluigi, abbiamo qualcosa dalla rete? Non mi sente? Eccomi. Ah, eccoti qua. Eccomi, sì. Dicevo, sì, ci sono un po' di domande. Buonasera a tutti, prima di tutto. Legate poi a quello che si è detto, principalmente i dubbi riguardo appunto le tariffe, riguardo la possibilità di creare accordi anche sia con i vettori che con gli operatori turistici, quindi filiera, riuscire a unire le forze e riuscire un po' a essere presenti sul mercato. Molti dubbi anche sul tempismo, cioè su quanto si sia un po' troppo temporeggiato e quindi non ci sia forse il tempo per recuperare appunto un po'... Si è arrivati troppo a ridosso, ecco. Quindi... Sì, esattamente, questo è un po' il senso. Diciamo, in generale vedo anche oltre gli interventi una grande preoccupazione per quello che potrà essere, cioè quanto ci vorrà per ritornare poi a una sorta di normalità, non con i dati così brillanti che avevamo nel pre-Covid, ma almeno una normalità che sia economicamente sostenibile. Questo è un po' il dubbio molto sentito, ecco. Certo, grazie Gianluigi. E Robert Piattelli, una prima battuta anche tua sui contributi sul trasporto aereo marittimo e di Portale Sardegna. Vediamo, non ti vedo. Eccoti qua. Sì. Io ci sono. Ecco. Che idea ti sei fatto da questi primi 3? Ma io vorrei soltanto fare una domanda che non ci ho capito niente su una faccenda. Allora, la faccio ad Andrea e a Lucio, va, tutte e due. Com'è composta una tariffa di un viaggio aereo, di un biglietto che compro io? Quando dici tasse aeroportuali, quando dici IVA è immaginabile, ma dove è applicata? Su tutto il costo, su parte del costo? Sbaglio o dico una fesseria se c'è anche una tassa di soggiorno in alcuni casi, no? Che
che si paga, immagino Fiumicino, mi ricordo io, però magari mi sbaglio. Ecco, com'è composta, anche per capire quali sono quei costi che non sono comprimibili? Andrea e Lucio al volo, non so chi dei due... Andrea, vuoi dire qualcosa tu? Sì. Ma velocissimamente, quando prima parlavo in realtà di council tax, la mia proposta era sulle council tax, che sono i 6,5 €, 7,5 €, che non sono le tasse aeroportuali, che in realtà sono dei servizi, sono qualcosa di completamente differente. Le council tax sono state introdotte appunto sono delle tasse, tra virgolette, locali, che sono state introdotte dai diversi governi italiani negli ultimi, possiamo dire, 15 anni più o meno, e che mano a mano sono state accresciute nel corso del tempo e che vanno a incidere sul costo del biglietto. Quindi indubbiamente c'è questo punto. Cosa diversa invece da quelle che vengono chiamate tasse aeroportuali, che in realtà non sono tasse aeroportuali, bensì sono corrispettivi in funzione dei servizi aeroportuali, e lascio qua magari la parola per specificare meglio questa parte agli aeroporti. Allora, Robert, nella tariffa che tu vedi che vai a pagare al vettore, c'è questo valore di cui parlava Andrea, che è intorno ai 6,5 €, di cui 5 sostanzialmente più o meno vanno a finanziare il fondo volo, quindi all'Italia. Sostanzialmente sono i soldi che negli anni sono stati dati per tenere in piedi all'Italia. Poi ci sono le tasse aeroportuali che invece sono, come diceva Andrea, una parte importante, in alcuni casi ne sono una cifra importante, e sono legate al contratto di programma che gli aeroporti fanno direttamente con ENAC, quindi col Ministero. E sono quelli legati agli investimenti che gli aeroporti fanno. E poi c'è l'IVA, naturalmente, che nella proposta di Andrea potrebbe essere ridotta. Certo. Sì, grazie. Tutto chiaro? Grazie mille. Mi dicono dalla regia, c'è una domanda dalla radio, giusto Max? Giustissimo, ci siamo, anche perché c'è una domanda di un'ascoltatrice che vorrebbe sapere quando aumenteranno i voli e come mai c'è questa preoccupazione, anche perché succede a me, succede a tutti in questo periodo. Tu entri in un motore di ricerca, entri nel sito diretto della compagnia, che può essere Alitalia piuttosto che EasyJet, e spesso e volentieri vedi la parola esaurito, tutto esaurito. Quando aumenteranno i voli e il perché di tutto questo esaurito, se qualcuno si chiede anche se è vero o meno. Qui forse Lucio, quindi come aeroporto, Lucio. Intanto non possiamo sapere quelle che sono le politiche dei vari vettori, per cui se io vedo esaurito immagino che il volo sia completo. Posso immaginare che qualcuno faccia anche un po' di strategia, questo senz'altro, però diciamo, i dati che abbiamo noi in termini aviation sono che il primo vettore sull'aeroporto di Olbia, che è EasyJet, conferma tutto l'operativo dell'anno passato, per cui è chiaro che i primi giorni è possibile che qualche cancellazione possa avvenire, però è chiaro che con la prima settimana di luglio andremo a stabilizzare il flusso, quindi non ho dubbi che la cosa funzioni. È notizia di ieri, peraltro, che Alitalia conferma le frequenze sugli aeroporti sardi della continuità territoriale, per cui avremo un graduale ma cospicuo aumento delle frequenze su Roma e Milano dai 3 aeroporti sardi. Se posso dire, Gianfranco. Prego, vai Andrea. Sì. Assolutamente, velocissimo, ma proprio su questo. Chiaramente la ripresa non è veloce da nessuna parte, però mi sembra di capire che in realtà in Sardegna si stia riprendendo relativamente velocemente da quello che è stato appena detto, ma tenete conto che comunque è tutto in funzione della domanda, e parlando con i diversi amministratori delegati delle compagnie aeree mi dicevano neanche noi sappiamo esattamente come andrà il mercato nei prossimi mesi, perché anche per noi è tutto qualcosa di nuovo, quindi molte compagnie saranno aggressive sui prezzi, l'hanno già detto, per cercare di riconquistare parti di mercato, ma è altresì vero che le stesse compagnie non sanno esattamente come andrà il mercato, quindi è un po' quello che si dice learning by doing, no? Si impara facendo. Mm-hmm. Sì, certo, grazie. Io su questa cosa delle tariffe volevo giusto dare un flash per dire che sul trasporto marittimo, per esempio, il tema della tariffa è un tema importante, ma teniamo conto che l'ora navigata di una nave è molto costosa, nel senso che immaginiamo che, adesso ho un riferimento così da qualche lavoro fatto in precedenza, una linea come Cagliari-Civitavecchia solo in una tratta
ha un valore di costi che è stimato intorno ai 50-55 mila euro come costo di esercizio, di cui ben il 60% sono costi di esercizio dovuti alla propulsione ai costi per far muovere la nave. Quindi diciamo poi dietro tariffe rilevanti, tenendo conto che poi spesso ci deve essere una sistemazione appunto notturna, e quindi le motivazioni per le quali aumentano le tariffe sono di questo tipo. Coinvolgerei adesso Luigi Vallero, o Vallero, scusami se sbaglio l'accento, mi dirai tu qual è l'accento corretto, e mi dirai anche, perché tu rappresenti qui la Data Airlines, però in realtà il vero nome è un altro, perché è Data Airlines Sicilia, se non ricordo, o almeno per l'operatore che opera in Sicilia, che è una compagnia che tra l'altro sviluppa i collegamenti sulla continuità territoriale verso Pantelleria e Lampedusa, e ha anche dei collegamenti su Olbia. Quindi anche da te volevo una riflessione appunto, su come state affrontando in questo momento la problematica del trasporto aereo, e soprattutto che relazioni ci possono essere con la Sardegna in relazione a quanto voi già fate con un modello di continuità aerea simile, isolano, con un contesto diverso, simile a quello della Sardegna. Prego Luigi. Assolutamente sì, grazie Gianfranco. Vabbè, innanzitutto Luigi Vallero, certo, come ha introdotto Lucio all'inizio, sono nell'ambito del trasporto aereo da ormai 32 anni, qui svegliamo un pochino gli altarini, quindi i capelli bianchi si giustificano, ex dirigente di Meridiana per tanti anni, da 5 anni responsabile della mia società di consulenza, e negli ultimi 2 anni e mezzo general manager per l'Italia di Data Airline. Data Airline è una compagnia scandinava, danese in particolare, una compagnia regionale, di fatto è la compagnia danese, perché come probabilmente sapete in Danimarca esiste una compagnia aerea che si chiama SAS, che funge un po' da vettore di bandiera dei 3 paesi scandinavi, Norvegia, Danimarca e Svezia. All'interno della Danimarca c'è una compagnia regionale che si chiama DAT, è un'entità privata di proprietà di una famiglia danese. Attualmente gestiamo circa 22 aeromobili, prevalentemente della tipologia TR-72 e TR-42, quindi un biturboelica regionale a 66 posti, e a partire dal 1 luglio del 2018 DAT, che ha vinto, colpa mia, perché li ho portati a partecipare al bando di gara delle isole minori di Lampedusa e di Pantelleria, abbiamo iniziato i collegamenti in continuità territoriale da Pantelleria verso Trapani, Palermo e Catania, e da Lampedusa verso Palermo e Catania. E credo si tratti di un esempio abbastanza calzante, se poi lo confrontiamo con la continuità territoriale che c'è anche in Sardegna e in altre parti del nostro continente. È una vera continuità territoriale, perché si tratta di un collegamento che insiste su 2 territori che sono estremamente disagiati a livello di collegamento. Per darvi un'idea, per raggiungere Lampedusa il traghetto ci impiega 12 ore, che non è molto dissimile, se vogliamo, dal tempo di percorrenza di un Olbia-Genova, ma le condizioni meteo che insistono sul territorio, nel canale di Sicilia, in particolare durante la stagione invernale, vogliono dire che spesso e volentieri i servizi sono compromessi dalla navigabilità dei collegamenti, e quindi spesso e volentieri il traghetto non arriva non per un giorno o per 2, ma per 2 o 3 settimane. E a quel punto il collegamento aereo è a tutti gli effetti l'unico collegamento vitale che garantisce un cordone ombelicale con la madre terra siciliana, di fatto, perché alla fine degli effetti i nostri collegamenti sono collegamenti intraregionali. Come diceva la rappresentante di Grimaldi, anche noi non abbiamo mai cessato di effettuare i collegamenti, quindi in pieno periodo di pandemia abbiamo volato, seppure in forma ridotta. Per darvi un'idea di quello che ha voluto significare la pandemia sui nostri collegamenti, siamo scesi dai 14 voli giornalieri che facciamo in inverno a 4 voli che facevamo in modo congiunto, con un unico aereo anziché i 2 che normalmente sono dedicati, uno a Lampedusa e l'altro a Pantelleria, e il nostro aeroplanino partiva ogni mattina da Lampedusa, faceva scalo Pantelleria, se Pantelleria permetteva di atterrare, perché col vento in inverno non era neanche detto che riuscissimo ad atterrare, e si proseguiva per Palermo. Al pomeriggio faceva il percorso inverso portando quei 4 passeggeri, ma erano letteralmente 4, perché nei giorni peggiori della pandemia abbiamo trasportato dei picchi minimi di 10-12 passeggeri su 4 voli, per darvi un'idea.
quando nella stessa stagione dell'anno precedente i passeggeri minimi erano intorno ai 250-300, per darvi una sensazione. È una continuità territoriale piccola, nel senso che territorialmente è molto concentrata, ma molto onerosa, perché parliamo di circa 7.000 voli all'anno, in condizioni normali, che sviluppa oltre 200.000 passeggeri all'anno, quindi un numero assolutamente degno di interesse e sicuramente rilevante. Un traffico molto particolare, molto diverso a seconda che si parli di Lampedusa piuttosto che di Pantelleria, perché le due isole, pur essendo molto vicine, hanno due caratteristiche completamente diverse, sia a livello territoriale. Pantelleria, un'isola vulcanica nera e verde, che potrebbe essere un pezzo di Sicilia orientale che è migrata casualmente tra Trapani e la Tunisia, da cui dista circa 80 km, oppure ancora meglio potrebbe essere un'isola scandinava, perché somiglia moltissimo alle Faroe, non c'entra veramente niente col panorama mediterraneo, e anche il carattere dei locali è molto, molto diverso, diciamo, da quello che si aspetterebbe da un sicuro. Lampedusa, al contrario, che è circa 120 miglia più a sud di Pantelleria, un'isola completamente bianca, assolutamente mediterranea, assolutamente siciliana. Due isole, due caratteri, due vocazioni completamente diverse. Lampedusa molto più aperta, molto più accogliente, non soltanto sul fronte dei migranti che chiaramente arrivano non come turisti, ma per situazioni ben diverse. Pantelleria molto più riservata, molto più, se vogliamo, anche un po' snob, molto più adatta a un turismo non per chi cerca la spiaggia, ma per chi cerca le escursioni, per chi cerca la buona cucina, per chi cerca la voglia di scoprire qualcosa di inedito, come lo sono le saune naturali, piuttosto che le acque termali, piuttosto che le scogliere nere a picco sul mare. Decisamente meno easy dal punto di vista del mare, decisamente molto più rilassata rispetto a Lampedusa, che invece è molto più mediterranea, specialmente in estate, quando le sue spiagge vengono letteralmente prese d'assalto, sia dai siciliani, ma non soltanto, grazie ai collegamenti diretti che arrivano dal nord Italia, prevalentemente. Le due isole sono più o meno grandi uguali a livello di abitanti, siamo circa 6.000-7.000 passeggeri per ciascuna. Pantelleria molto più grande, sono 60 km quadrati, Lampedusa è circa 12 km quadrati, molto più piccolina, ma come dicevo, sviluppa più traffico paradossalmente la Lampedusa. Lampedusa è anche più dinamica dal punto di vista del traffico, grazie al fatto che c'è un molto dinamico mercato locale dovuto al movimento delle forze dell'ordine che girano attorno al mondo dei migranti. Ecco, interessante notare quello che DAT ha sposato fin dall'inizio, e questo è per dare qualche suggerimento anche quando si parla di continuità territoriale in Sardegna. Allora, DAT è un vettore che non ci azzecca nulla con le due isole di Pantelleria e Lampedusa. La compagnia scandinava, ma arriva dal nord. Allora, quando ho portato la DAT in Italia, il mio primo pensiero è stato quello di far abbracciare senza alcun tipo di, diciamo col totale abbandono, la causa territoriale. Da qui nasceva, quanto diceva Gianfranco, la necessità di introdurre un marchio specifico, per cui in Italia siamo conosciuti come DAT Voli di Sicilia, che è un marchio specifico che abbiamo dedicato alle due isole, ma dietro il marchio non c'è il nulla, c'è un aver sposato la causa a tutti gli effetti. Abbiamo assunto 21 assistenti di volo italiani che sono prevalentemente siciliani, proprio con l'idea che se a bordo sale zia Peppina e che parla soltanto il lampedusano stretto o il pantesco, magari l'assistente di volo che c'è a bordo, a parte la danese algida o la lituana altrettanto algida che c'è sui nostri voli, c'è anche la molto più calorosa assistente di volo siciliana che si può rivolgere con competenza anche a zia Peppina, mettendo a suo agio. A bordo non abbiamo voluto bevande globali, quindi marchi tipici siciliani, a parte in questo periodo in cui diamo soltanto acqua per ovvi motivi, ma spero che presto potremo tornare a offrire ai nostri passeggeri le bevande Tomato, che sono un ottimo marchio siciliano di bevande di buona qualità. Abbiamo una rivista di bordo che è territoriale, così come DAT in Danimarca ha il suo in-flight dedicato ai servizi scandinavi. In Sicilia abbiamo In-Flight Voli di Sicilia, che dedica su ciascun numero, che esce mediamente ogni 3 mesi, a parte nelle ultime settimane in cui siamo un po' in ritardo per ovvi motivi, ma dedichiamo sempre delle monografie dedicate alla promozione del turismo sia su Lampedusa, sia su Pantelleria, sia sulle altre destinazioni, perché DAT dal 2019 ha anche aperto un nuovo collegamento e quest'anno doveva lanciare altri 2 collegamenti
dalla Sicilia. Il collegamento di cui parlavo, che già insiste dall'anno scorso, è il Catania-Olbia, che ha funzionato bene l'estate scorsa, che quest'anno avevamo intenzione di estendere sia a livello di periodo, perché doveva iniziare dai primi di giugno per finire a fine settembre, anche a livello di frequenze. Pensavamo di passare da 2 a 3 frequenze. Purtroppo l'emergenza Covid ci ha fatto saltare completamente il mese di giugno, la programmazione di fatto non era gestibile, con il numero scarsissimo di presenze, poi con tutti questi continui stop and go che abbiamo vissuto. Il dottor Giudicina ha illustrato abbastanza bene, abbiamo dovuto vivere molto pericolosamente una sequenza di decreti su cui non voglio soffermarmi per non essere polemico, ma francamente lasciano molto spazio e lasciano molto a discutere a livello di come è stata gestita l'emergenza. Anche la dottoressa Marino, che parlava di come il vettore marittimo è stato lasciato un po' alla gestione fa da te, lo stesso si può dire per i vettori aerei, che hanno vissuto prima un periodo in cui, in barba a quanto dice l'EASA, che è la massima autorità che a livello di sicurezza aerea aveva dato indicazioni chiarissime fin da subito, dicendo sui voli si deve garantire il distanziamento sociale di 1 metro, laddove non lo si possa fare si fanno indossare le mascherine, quindi la condizione era una o il distanziamento, oppure se superi il 50% le mascherine. In Italia, per distinguerci, abbiamo prasciato la condizione più stringente, il distanziamento e le mascherine. Quindi i voli giravano vuoti. All'Italia abbiamo load factor che era limitato sulla famiglia al 33% di riempimento, che vuol dire... Devo bloccarti, sì. Viaggiava con 66 passeggeri al massimo, follia, e i passeggeri con le mascherine. Adesso fortunatamente questa fase pare essere superata, ma sussistono ancora esigenze discutibili. Vi faccio un esempio: non più tardi di oggi, parlo di 2 ore fa, mi sono trovato a discutere per un decreto che ritengo abbastanza sciocco, in cui il passeggero viene sondato a livello di temperatura quando fa il controllo di sicurezza. Poi è richiesto al vettore di rilevare la temperatura prima dell'imbarco e poi teoricamente dovrei rilevare la temperatura, sempre io vettore, allo sbarco. Certo. Il passeggero si può ammalare di Covid dentro l'aereo, dentro l'aereo. Non è dato sapere. Comunque, ecco, queste sono le follie. Grazie Luigi, grazie. Ti ringrazio. Devo correre perché abbiamo meno di 15 minuti, abbiamo ancora 2 interventi più le domande dal pubblico, quindi chiedo a tutti di essere un po' più rapidi. Presento subito, grazie mille Luigi dell'interessante contributo che ci hai dato, Aldo Sarnataro, direttore commerciale di Neos, che vedo collegato. Buon pomeriggio Aldo, anche a te, presentaci appunto, dacci il tuo punto di vista soprattutto su come Neos sta affrontando il periodo e quali indicazioni ci può dare che possono essere utili ai nostri operatori come elemento di programmazione. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Io mi sono segnato alcuni punti che sono stati toccati e proverei a dare il mio contributo su quelli che sono stati spunti che sono emersi e proverò a dare il mio punto di vista. Parto dallo spunto della collega di Grimaldi Lines, che ha detto una cosa che secondo me è correttissima. Oggi fortunatamente abbiamo una comunicazione che in fase 3, io dico siamo già in fase 3, in qualche modo ha cambiato un po' direzione per quanto riguarda l'uscita dalla pandemia, e anche nel nostro settore è ora di cominciare a fare della comunicazione positiva, perché chi meglio di noi che fa trasporto aereo è sensibile al tema sicurezza. Però per esempio io commercialmente ho fatto qualche battaglia a casa mia, perché ho detto: così come diamo informazioni di sicurezza in termini generici, diamole su quelle che sono attenzioni, norme comportamentali che dobbiamo tenere a bordo, ma non c'è bisogno di parlare come bisogna volare durante il Covid. Non ho voluto la parola Covid-19, non ho voluto parlare che fossero misure preventive che uno dovesse stare attento. Stiamo attenti a quelle che sono delle norme comportamentali dal punto di vista dell'equipaggio, stiamo attenti a quelle che sono e osserviamo quelle che sono le linee guida EASA, però per noi che facciamo trasporto aereo focalizzato sul leisure è importante trasferire ai nostri ospiti che si può tranquillamente andare in vacanza senza correre nessun rischio. Noi abbiamo
scusate il francese, rotto le palle abbastanza a Boeing, perché siamo flotta Boeing, perché ci aiutasse nell'analisi, nello studio di quello che era la filtrazione dell'area a bordo. E quindi poi abbiamo portato avanti, stato un po' precursori insieme ad altri colleghi, che l'ambiente sull'aeroplano non è come un ambiente in qualsiasi posto chiuso, perché l'aeroplano, volando a 10.000 metri e cambiando l'aria ogni 3 minuti, ci permette di avere un ambiente attraverso i filtri EPA che riescono a filtrare l'aria al 99,7%, che non poteva essere paragonato. Quindi abbiamo vinto la prima battaglia come sistema, cercando di avere un volato alla ripresa delle operazioni che fosse sostenibile. Quindi parto da qua dicendo: ci vuole positività, perché di fronte alla crisi, comunque quando c'è una crisi ci sono delle opportunità, bisogna usare la comunicazione nel modo corretto. Il grosso tema, e tocco un altro punto, è passato poco più di un mese da quando abbiamo detto agli italiani che potevano uscire di casa. Quindi ci siamo attrezzati per riaprire. Il nostro gruppo, Neos, come sapete, è la compagnia aerea del gruppo turistico italiano, il gruppo Alpitour, e noi abbiamo lavorato nei mesi di lockdown sul manifesto italiano, ovvero si riparte dall'Italia, okay? E abbiamo lavorato pesantemente per promuovere quello che fosse il turismo in Italia. Abbiamo lavorato alacremente. Oggi abbiamo dei dati che fanno ben sperare. Nessuno saprà e nessuno oggi ha i dati per poter fare un forecast e poter dare delle previsioni. Quindi, come diceva prima Andrea, è un po' learning by doing, e quindi ogni giorno andiamo a guardarci i dati e cerchiamo di adeguare la capacità, cercando di essere il più coerenti possibili, ma non è facile. Tutti quanti fino al giorno prima non sapevamo quale sarebbe stata la normativa di riferimento. Lo stesso problema oggi ce l'abbiamo sulle destinazioni EU, che sono state aperte 15 giorni fa, e ancora ad oggi non sappiamo se potremo volare extra EU. Quindi minaccia, perché in qualche modo dobbiamo cercare di raccogliere prenotazioni avendo poche informazioni. Stanno dicendo che dal 1° luglio forse potremo volare oltre i confini Europa, ma dai dati che io ho in mio possesso, oggi non c'è ancora un accordo tra i paesi europei su quelle che sono le norme per accettare i paesi extra EU e quali paesi, e quindi come aprire collegamenti nazionali. Qual è l'opportunità? È che il tempo passa e sicuramente c'è un'opportunità Italia per fare turismo in Italia. Uno, perché i primi dati che vediamo da questo mese vedono un'accelerazione della voglia delle persone di andare in vacanza. Vi do qualche dato, che è un dato a livello complessivo, ma che si parla sia per quello che riguarda la domanda di solo volo, ma la domanda anche di pacchetto, sia che la domanda di solo SAT. Oggi, se io confronto quello che è il prenotato incrementale settimanale che abbiamo a livello di gruppo, oggi quel dato vede una crescita rispetto all'anno scorso per quanto riguarda il mercato Italia. E Cagliari e Olbia la fanno da padrone. Quindi la Sardegna si riconferma la destinazione numero 1 in termini di prodotto balneare per gli italiani. È un dato secondo me positivo. Il confronto potrebbe essere soggetto a critiche, perché vai a confrontare un dato con un anno che è completamente sballato, hai solo l'Italia aperta, è normale che cresci, è bene, però sicuramente il dato è un segnale positivo che ci fa dire, rispetto a quello che era l'aspettativa, che la gente ha voglia di andare in vacanza. Potevamo avere dei dati che avessero delle crescite completamente diverse. Ma il fatto che oggi stiamo facendo lo stesso prenotato, se non di più, dell'anno scorso su tutto il prodotto Italia, e Olbia, che per noi valeva il 20% rispetto a tutto il prenotato Italia, oggi vale il 40%, secondo me sono dei dati positivi. Okay? L'altro dato è, qualcuno potrebbe dire, sì certo, però stai parlando di un prodotto Sardegna dove ci devi andare per forza con l'aeroplano. Ebbene, non è vero, perché la stessa Lamezia, dove potresti andarci con la macchina, ha gli stessi dati. Quindi volevo solo trasmettere positività con 2 dati dopo un mese di operazioni. Okay? Ci tengo a dare... Sì, un minuto, grazie Aldo. Sì, sì, certo. Poi finisco. Quindi sicuramente c'è un'opportunità perché
abbiamo ancora tante incertezze su quello che è il traffico verso destinazioni come la Grecia, ma anche come l'extra EU, quindi c'è un'opportunità per tutti quanti. E l'ultimo spunto che vorrei lasciare è: sicuramente ci serve un meccanismo diverso per poter incentivare gli italiani ad andare in vacanza, ma anche per portare turisti stranieri in Italia, ma sicuramente quello che oggi ci manca è riuscire a fare un po' più sistema, e quindi anziché sovrapporci e darci fastidio l'un con l'altro, provare a coprire il più possibile quella che è una domanda che comunque ci può essere. Grazie a tutti. Grazie, grazie mille Aldo anche per gli spunti e le iniezioni di positività che diciamo che quanto mai sono balsamo in questo periodo e sono necessari. Abbiamo pochissimi minuti prima di chiudere questa sessione che è stata interessantissima. Chiedo a Gianluigi e a Robert, che stanno monitorando poi la rete, stanno vedendo un po' se ci sono degli elementi, degli ulteriori spunti. Non so chi o Gianluigi o Robert. Vado io? Prego. Allora, c'erano un po' di domande, a parte anche allora, una domanda in particolare riguardava Portale Sardegna. Si chiedeva quanto praticamente i vettori riescono, un secondo solo che la recupero, Era sulla capacità di programmare insieme. Esiste una propensione maggiore da parte dei vettori a migliorare le tariffe in funzione dei pacchetti come quelli proposti da Portale Sardegna. Quindi insomma si chiede quanto si può lavorare con i vettori, credo aerei ma anche ovviamente navali, per appunto migliorare le tariffe e poter riuscire a creare dei pacchetti. Massimiliano. Sì, al volo. Allora, io è un appello che faccio spesso ai CEO, comunque, o ai direttori commerciali delle compagnie navali e delle compagnie aeree. Se noi riuscissimo a fare massa critica nel marketing e distribution con loro, sicuramente riusciremo ad aumentare i nostri tassi di conversione e a mutualizzare i costi del marketing con beneficio per tutta la destinazione, perché comunque un passeggero è un nostro cliente. Che senso ha che io spenda tanti soldi per acquisire quel passeggero e la compagnia spenda tanti soldi per acquisire quella stessa persona, quando sappiamo esattamente che i due servizi, essendo un'isola, necessariamente devono viaggiare insieme. Quindi sicuramente noi facciamo un'operazione che si chiama sconto viaggio da tanto tempo, ossia diamo un contributo che ci togliamo ovviamente dalle nostre marginalità che ci danno le strutture ricettive, fino a 500 euro per ridurre il costo del biglietto aeronavale. Quindi diamo in sostanza un contributo al nostro cliente e indirettamente alle compagnie navali. Però se riuscissimo a fare delle azioni di co-marketing andrebbe a beneficio di tutta la destinazione. Bene, grazie mille Massimiliano, chiarissimo. Robert, una considerazione di chiusura al volo, poi do la parola a Radiolina se ci sono domande degli ascoltatori. Ma mia osservazione è un po' quella che ho fatto anche durante gli interventi precedenti. Non lo so, è difficile affrontare queste questioni, anche quello che dice Max, le connessioni fra soggetti in questo gran casino, in sostanza. Cosa ci insegna questa, un po' a tutti, non soltanto all'ecosistema della destinazione Sardegna, che diciamo che il turismo, fra virgolette, insomma, che mette insieme un po' tutto, deve avere un presidio, diciamo, di soggetti non che si attivano con dei tavoli in mezzo a una pandemia, ma che siano connessi. Governance, privato e pubblico. L'ultima volta l'ultimo webinar abbiamo ospitato Invitalia, che è l'agenzia governativa che supporta con misure e incentivi lo sviluppo turistico, l'imprenditoria. Ma tutto il sistema, Gianfranco, ne abbiamo parlato altre volte, anche il sistema universitario. Certo. Cioè manca, come dire, si aspetta la convocazione di un tavolo, quando però è un casino in questo momento prendere delle... Allora, anche questo percorso di questi 5 webinar, l'ultimo sarà sugli Stati Uniti, anche quello molto interessante,
fosse anche occasione, insomma, per sollecitare una cabina di regia, ma che non sia con il bollo, diciamo, papale, ma che sia un soggetto anche informale, che si tenga connesso, che sperimenti, che abbia coraggio di andare a connettere, ripeto, l'operatore pubblico, l'operatore del privato, le istituzioni, eccetera. Io credo che sia meglio affrontarla in questo modo che quando si incendia la casa ognuno portare un secchio d'acqua, insomma. Certo, è quella parolina magica che si chiama pianificazione. Esatto. È la programmazione. E ritorniamo sempre lì in sostanza. Ritorniamo lì. Oggi è la pandemia che è una cosa infernale, ma domani potrebbe esserci un salto di cambio, per esempio, col mercato americano o altri elementi di economia politica, e avere l'intelligenza di poterli gestire e affrontare non come emergenze, ma come modo perenne per poter presidiare delle problematiche. Grazie. Prima di restituire la parola a Lucio o per la terza parte, chiedo solo a Max o a Maria Assunta se ci sono delle domande dalla radio o dagli ascoltatori della radio. In questo momento sì, probabilmente avevamo qualcosa che era arrivato. Se riusciamo ad aprire immediatamente la finestra sui WhatsApp, vi diciamo in tempo reale quello che ci stavano chiedendo. Se no, la domanda prego. sui voli. Sì. Qual era esattamente? Quando è previsto l'aumento dei voli per... Questo l'avevamo già chiesto forse prima. Sì, era quello di cui parlava Lucio. Sì. Lucio ne ha parlato. Potrebbe essere Mario, magari, che vedo già Ciao, lui che potrebbe darci questa domanda. Benvenuto anche a Mario. Ecco, Per il momento la domanda era questa, dalla radio è tutto. Grazie. Ecco, devo rispondere? Sì. Vai. Innanzitutto buonasera a tutti e insomma, vi prego di scusarmi per il ritardo. Sono in una Fiumicino deserta, che è un po' insomma, la rappresentazione del momento che la nostra industria sta vivendo. Però la buona notizia, ecco, relativamente ai voli, è che ci sono dei segnali di ripresa e da sicuramente i primi di luglio ci sarà una progressiva riattivazione di tutti i collegamenti e dovremmo intorno al 5-10 luglio riuscire ad avere il nostro solito portafoglio di oltre 60 collegamenti attivo, con minori frequenze chiaramente, però ecco, in termini, diciamo, di disponibilità di collegamenti riusciremo a garantire tutte le storiche tratte, quindi con i vettori soliti, gli oltre 30 vettori con i quali abbiamo una partnership. Mm-hmm. Bene, grazie Mario, poi magari ci sarà tempo dopo su un secondo giro in chiusura. Lucio, sforato di 2 minuti, 3 anzi, sono i 31. Va bene, di chiudere a 28. Sei perdonato. D'accordo. Grazie Gianfranco, grazie soprattutto ai tuoi grazie ospiti, a voi, ad Andrea, Francesco, Massimiliano, Luigi, Aldo e Mario che è arrivato pure in ritardo, ce l'ha fatta. Naturalmente, come ogni call to action, abbiamo un flash sulla Sardegna. Lo facciamo con Paola Locci, direttrice del GAL Barbagia, Mandrolisai e Gennargentu. Un'area bellissima, strepitosa, ricca di risorse naturali, però molto povera di prodotto turistico. Paola, che cosa ci puoi raccontare dei vostri progetti? Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità e buonasera a tutti. Vi porto appunto i ringraziamenti da parte di tutto il territorio che rappresento, che è il territorio della Barbagia, del Mandrolisai e del Gennargentu. È un territorio questo che dallo stesso Ministero, diciamo, delle aree interne viene considerato un'isola nell'isola. E da questo punto di vista, diciamo, le persone che abitano nel mio territorio proprio anche sul trasporto avrebbero tanto da dire,
ma non soltanto diciamo su quello che è il trasporto a fini turistici, tanto anche quello che è diciamo il trasporto di base, quello che normalmente tutti utilizziamo. E quindi diciamo anche quando ci sono delle buone iniziative nel mio territorio dal punto di vista turistico, come per esempio quella del trenino verde che fa 432 diciamo chilometri di percorso, ci ritroviamo che poi abbiamo la stazione di Sorgono chiusa per manutenzione. Però siccome vogliamo essere positivi, comunque noi abbiamo voluto prendere proprio come GAL, come territorio dal punto di vista strategico, diciamo, questa mancanza appunto del trasporto, che è una precondizione per avere turismo nel nostro territorio, come un'opportunità. Perché insomma, diciamola tutta, chi viene da noi nel nostro territorio, anche come viaggiatore, non ci viene per caso, perché comunque da qualunque porto o da qualunque aeroporto menzionato oggi, chi viene da noi si deve comunque fare più o meno 200 chilometri per poter arrivare. E quindi di fatto una persona che proprio ci vuole venire in questo posto. Allora quando abbiamo pensato appunto a un'eventuale destinazione, perché abbiamo appunto dei fondi programmati proprio per il turismo sostenibile, ci siamo anche fatti alcune domande molto importanti. Perché ad esempio un turista dovrebbe scegliere la nostra zona e non un'altra? Ma soprattutto, insomma, cosa vuole venire a fare e che tipo di turista viene da noi? Perché parliamoci chiaro, cioè non deve essere neanche troppo normale un turista che viene da noi, che arriva in Sardegna, potrebbe fermarsi alla prima spiaggia, al balneare, e invece comunque decide di fare questo percorso e di venire da noi. E l'altra cosa è che noi come zona, come territorio, siamo anche poco esperti di turismo, nel senso che noi eravamo molto bravi, soprattutto in passato, a fare altre cose. Però quindi questa è un'opportunità, ci vogliamo ragionare, però mi perdoni appunto il professore Giarco per questo, io credo che al nostro territorio non bastino solo delle lezioni su come si organizza un club di prodotto o appunto mettere insieme quelle che sono le realtà che esistono oggi tutte in una scatola per creare quella che è la destinazione, perché la verità un po' è che nel nostro territorio non ci sono neanche più quei prodotti veri, quelli che sapevamo fare molto bene. E quindi come GAL, come territorio, abbiamo deciso di portare avanti due concetti molto semplici. Il primo, Lucio, è quello un po' che dicevi anche tu prima, un territorio dove c'è molta natura e quindi anche e soprattutto tanto spazio. E in tempi come quelli di oggi questo può essere anche un'opportunità. Noi abbiamo un territorio vastissimo con una natura straordinaria e 29 abitanti per chilometro quadrato. Questo vuol dire che praticamente da noi c'è spazio, che in questo momento è un'opportunità. E quindi come GAL cosa abbiamo fatto? Noi stiamo finanziando, ed è addirittura d'arrivo, un progetto completamente digitale, che è la bussola digitale della Barbagia, Mandorlesaia e Gennargentu, che in un concetto semplice è questo: io ti faccio vedere tutto quello che c'è nel territorio, e di cose in questo territorio ce ne sono diverse, spazio ce n'è, e quindi diciamo sarà uno strumento che noi utilizzeremo per far sì che questo viaggiatore possa orientarsi nel territorio. L'altra azione che stiamo portando avanti come GAL è quella appunto del un po' ritorno alle origini per riscoprire la propria anima. In che senso dico questo? Nel senso che noi eravamo molto bravi a fare degli altri prodotti, però se vogliamo essere rilevanti nel mercato di oggi, in un mercato moderno, bisogna anche alzare l'asticella. E quindi i tre progetti che stiamo portando avanti riguardano le filiere agroalimentari e l'obiettivo è in particolare questo: creare prodotti diversi ma anche più buoni del pata negra, dello champagne e del parmigiano. Perché secondo me non c'è nessun tipo di promozione che possa raccontare un territorio meglio di un formaggio. Ad esempio, una pecora che ha comunque brucato l'erba del Gennargentu bruca praticamente oltre 100 tipi di erbe, e questa è una biodiversità immensa che poi la persona che assaggia, diciamo, quel prodotto, se è lavorato bene e quindi assaggia un formaggio da 10, sente, quella è un'esperienza vera.
molto più vera, ad esempio, di un pranzo col pastore di tipo folcloristico dove ti serve magari qualcuno con i cambales. E di fatto questo è, cioè, quello che noi vogliamo intendere come turismo di esperienza, nel senso che per noi appunto il turismo di esperienza passa per il potere trasformativo di queste cose che si possono vivere all'interno dei territori, proprio partendo dal rurale, dal terroir e dalla concretezza, no, che noi dobbiamo offrire come rurale, e quindi di fatto arrivare, diciamo, conoscendo quelle che un po' sono le origini della Sardegna anche alle origini della propria anima. Per fare questo, che per un territorio come il nostro non è semplice, noi ci siamo dati 10 anni di tempo, e in questi 10 anni vogliamo veramente lavorare per costruire prodotti di eccellenza. Ad oggi non lo sappiamo fare, però, diciamo, lasciatemi passare il termine, abbiamo tutta la garra per farlo. La garra è una parola che io utilizzavo spesso quando ero in Latino America, e indica un po' quelle persone che hanno anche il coraggio di ribaltare le sorti di un territorio, che non si fa in 2 giorni, però appunto lavoreremo tanto per farlo. Ora, detto questo, appunto, Flash, una domanda crediamo... flash che ti vuol fare il professor Usai. Paola, Sì, buongiorno, prego. tanto complimenti perché Buongiorno. ci vuole questa Grazie. grinta per rilanciare i territori. Abbiamo approfondito i numeri della regione Sardegna e del turismo interno. Tutto Sì. quello che ci dicevi, che ci raccontavi, va proprio in questa direzione, riuscire a stimolare. È vero che ci rivolgiamo al mondo, ci rivolgiamo all'Italia, all'Europa, al mondo intero, ma quindi anche alla Sardegna. E allora qual è questo buon proposito per provare a allungare la stagione, magari partendo da voi? Abbiamo una platea di personaggi qualificati, abbiamo gli aeroporti, le compagnie aeree, navali. Diamogli uno stimolo in più. Che cosa gli chiediamo per Sì. aiutarci ad attrarre dall'esterno, e poi voi che cosa fate per convincere i sardi a venire a visitarvi? Sì, allora in diciamo cosa... un minuto Paola, per perché noi- siamo in ritardo. Un minuto. Allora, il turismo flash è molto importante. Noi abbiamo già dotato tutti praticamente gli operatori turistici della zona, e soprattutto i siti gestiti, di un'app per visitare in sicurezza i nostri luoghi. Noi crediamo moltissimo nel turismo sardo, che vediamo come bacino, ed è assolutamente importante. Di questo appunto stiamo facendo anche proprio dei corsi diciamo, di formazione specifica sul tema. E l'altra cosa invece che chiederei a tutti quelli che sono presenti qui oggi dal punto di vista del territorio è questo: noi ci crediamo e sappiamo che se lavoriamo duro dobbiamo farlo, ma una cosa per tutte quelle che sono le lentezze che io non ho considerato, che sono quelle burocratiche che potrebbero rallentare i nostri 10 anni: ma quanto costa un biglietto aereo di sola andata per tutti quei burocrati che vogliono rallentare i nostri sogni? Ti deve una risposta anche Joseph. Joseph. Va bene, grazie. Ciao Paola, senti un po' due cose. Una, il club di prodotto io non lo propongo perché è una roba più vecchia di me e di te. Brava. Ti ho seguito l'altro giorno con l'altro Galle, quindi si Però parlava lì non parliamo di club, parliamo di rete di prodotto, che è un'altra storia. Sì. Senti un po', una domanda provocatoria. Conosco bene come sei la Barbagia, eccetera. Bene. Ma non ho capito, qual è il prodotto? Chi mi fa il prodotto? Lo fate voi come GAL? No, come GAL no. Noi come GAL ovviamente creiamo solo le condizioni, diciamo, e le precondizioni perché i nostri operatori possano iniziare a lavorare bene. Quindi di fatto noi finanziamo tutta quella che è appunto questa bussola digitale e che vuole mettere a disposizione di tutti ciò che c'è nel territorio. Poi ovviamente c'è tutto il lavoro... Paola, fermati un secondo, velocissimo, perché sennò Lucio ci sgrida, velocissima. Hai ragione, c'è un problema. Se tu ci metti 10 anni a fare questo, rischi di arrivare tardi e di non aiutare più i tuoi operatori. Pertanto forse dovete accelerare come GAL, dovete essere il motore del territorio. Punto. No, sono d'accordo. 10 anni è un obiettivo soprattutto per le filiere, per un prodotto che non c'è più. Però noi già abbiamo una programmazione che si conclude al 2023, quindi sarà fatto tutto subito. Bene. Era un obiettivo grande, a lungo termine. Grazie. Va bene. Abbiamo un'altra cosa molto interessante. Qui chiamo in causa Tiziana Tirelli e Gianluigi Tiddia, che sono coautori insieme ad una terza persona che è un art director, di un progetto molto interessante che si chiama Sardegna Aperta. Per introdurlo facciamo vedere un video. Se la regia ci supporta lo mandiamo al volo.
eccoci di nuovo qui. Allora Tiziana, tanto complimenti per l'iniziativa, un'iniziativa che voi mettete a disposizione degli operatori, però raccontaci bene la genesi e gli sviluppi. Insieme all'art director Giovanni Murgia e all'ingegner Tidia, verso la fine di maggio abbiamo iniziato un ascolto della rete per tutto ciò che riguardava il termine Sardegna. E dall'analisi che abbiamo fatto è emerso che il sentiment che era collegato al termine Sardegna era molto negativo. Abbiamo trovato tante accezioni negative che andavano dalla chiusura all'ostracismo, e allora ci siamo chiesti cosa possiamo fare noi per cambiare questo sentiment con gli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi solo la nostra volontà, la nostra capacità tecnica, il nostro amore per questa terra. E da là insieme abbiamo pensato che quello che serviva in quel momento era cambiare il sentiment, e il sentiment lo cambi lavorando con le emozioni, con le sensazioni e soprattutto con la diffusione e la condivisione dal basso. Per questo abbiamo creato Sardegna Aperta, che è un processo, diciamo, di comunicazione. Paolo Iabichino ci dice che è un modello innovativo e probabilmente la cifra della comunicazione del futuro, che mette insieme alcuni valori, diciamo, del territorio che vogliamo proporre, la Sardegna intesa come destinazione, non come campanili, affinché gli enti, i comuni, le associazioni, gli operatori turistici possano divulgare un messaggio positivo, non solo positivo, ma per quanto è possibile anche elegantemente ironico, visto che comunque a fine maggio eravamo ancora alle prese con divieti e limitazioni. Ed ecco perché il nostro art director Giovanni Murgia ci ha guidato attraverso un'immagine che porta alla memoria le trame dei tappeti sardi, all'interno, diciamo, di una serie di immagini, alcune delle quali donate anche gratuitamente dagli autori, penso a Daniela Azzedda ad esempio, alcune delle immagini che evocano come dire, caratteristiche peculiari della nostra isola, ma anche dei termini che abbiamo sentito, di cui abbiamo sentito parlare durante il periodo Covid, ovvero le maschere, ed qui nasce il nostro cartello "Le maschere in Sardegna sono una tradizione", o l'immagine che riguarda il mare, sarai a diretto contatto solo con il mare oppure dentro la natura. Cioè una serie di cartelli che trattano il tema Covid in leggerezza e soprattutto con un'accezione evocativa e propositiva. Per fare questo non siamo soli, la rete non ci ha lasciato soli, e grazie al lavoro di 12 splendide donne che hanno tradotto in 12 lingue, tra le quali il sardo, il nostro messaggio in questo momento viene divulgato anche da delle figure che abbiamo chiamato, diciamo, pomposamente ambasciatrici, anche in questo caso solo donne, che ci aiutano a promuovere nei singoli paesi in lingua la promozione per la nostra destinazione. Cito al volo queste persone perché solo grazie al loro lavoro gratuito, alla loro competenza, ai loro talenti, se siamo riusciti a costruire un messaggio promozionale gratuito, appunto, di qualità e condiviso. Per il francese Maria Antonietta Nuda, spagnolo Virginia Rodriguez Lario, russo e azero Sabina Maladi, rumeno Cristina Curgiolu, tedesco Simona Dedoni, ungherese Patricia Petretto, danese Cecile Marie Mayer, giapponese Valeria Pirodda e Mio Ogacchi, sardo Manuela Ennas e polacco Silvia Siankiewicz. Il video, anche questo girato sotto la regia del nostro director Giovanni Murgia, è realizzato dal videomaker che ringrazio veramente col cuore, Angelo Meloni,
rappresentano gli strumenti di cui in questo momento disponiamo per divulgare questo messaggio. A questo webinar partecipano al volo, a questo webinar partecipano persone di Grimaldi e altre compagnie. Ecco, sarebbe veramente una cosa bellissima se anche loro iniziassero ad utilizzare Tiziana, la ci fai nostra vedere qualche immagine? Puoi condividere qualche immagine? O Gianluigi? Ci fate Adesso vedere qualcosa? Sì, continua Tiziana, lo becco. Dicevo, al volo sarebbe una cosa bella se anche le compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie di navigazione potessero utilizzare questa campagna, che non è come dire contro qualcosa, contro qualcuno, ma è un messaggio propositivo e positivo. Hanno già aderito tante aziende private che possono personalizzare le nostre grafiche con il loro logo seguendo il manuale che abbiamo predisposto, ma hanno aderito anche diversi comuni. Mi piace ricordare Santa Teresa Gallura, Trinità d'Agunto e Vignola, Bauladu. Ci sono richieste anche da altri comuni in questo senso. Il mondo dell'agricoltura ci ha chiesto di poter condividere questo messaggio. Ripeto, non è una campagna contro qualcosa, contro qualcuno, è una campagna che mira a raddrizzare un sentiment negativo che nel periodo precedente a quello che stiamo vivendo era obiettivamente negativo. Utilizziamo un hashtag che è Sardegna Aperta, siamo presenti su tutti i social network, Facebook, Twitter, Instagram, e periodicamente aggiorniamo la nostra community su tutta una serie di attività che appunto si stanno sviluppando grazie appunto a questo modello di comunicazione. Nel caso non riuscissimo a vedere le immagini in questa diretta, vi invito o a scriverci su sardegnaperta@gmail.com e in tempo reale vi facciamo avere il link di tutte le grafiche, o appunto di visionare i nostri canali. Io però mi brucio i miei 10 secondi per fare i complimenti a Tiziana e Gianluigi. E Giovanni. E a Giovanni, però a Tiziana soprattutto, perché Tiziana è come dire, ogni volta che la rivedo è sempre più incredibilmente lucida, una cosa incredibile proprio, oltre sempre più elegante. Stavolta hai degli orecchini bellissimi, tra l'altro. Grazie Robert. L'altra volta che ci siamo visti avevi una cosa un vestito di Positano elegantissimo. Anche questo Robert. Anche questo di Positano, perfetto. Ecco, io mi sono bruciato e ci tenevo a dire, perché Tiziana è per me una cosa speciale proprio. Grazie allora Tiziana, grazie a Gianluigi. Andiamo verso la chiusura. Professore. Anche quest'oggi tanti stimoli interessanti, tanti spunti. Io raccolgo subito l'invito. Tiziana ha fatto un lavoro eccellente insieme ai due suoi compagni di viaggio. Diventerà un prodotto virale, perché già si vede, tanti vogliono interpretare in modo personale ed efficace questa campagna. È stata chiamata in causa Francesca Marino. Francesca, quale interesse ci può essere da parte della vostra compagnia per condividere una campagna come questa, che si vede, fa bene alla Sardegna e non fa male a nessuno, quindi decisamente efficace? Non li abbiamo citati, ma noi aderiamo a tante iniziative di eventi in Sardegna. Parliamo anche di Autunno in Barbaggia, per esempio, che è una promozione fatta in collaborazione, quindi abbiamo un festival che accompagniamo e che sponsorizziamo. La nostra attività e la nostra presenza in Sardegna è fatta anche di queste cose. È evidente che lo facciamo perché desideriamo accompagnare i clienti che arrivano in Sardegna e portarli con le nostre navi, sicuramente non in aereo, però è un modo per sostenere l'evento, quindi lo facciamo, l'abbiamo sempre fatto e sicuramente c'è l'interesse a farlo. E ciò che serve caratterizzare. Quindi siete disponibili a condividere anche questa campagna, Francesca? Assolutamente. Bene, sì, ottimo. Con modalità per capire, ma certo. Ottimo. Gianfranco. No, io invece prendo solo spunto da quanto diceva Paola Locci e dal suo interessante intervento
perché c'è una questione della quale non si è parlato ma che aleggia, che è il problema dell'accessibilità interna, perché poi i turisti è vero che arrivano, ma i turisti arrivano nei porti e negli aeroporti, poi per portarli in Barbagia o nel Sarcidano o nel Mandrolisai o nelle zone interne, quando vogliamo sia destagionalizzare ma anche decentrare, portare al centro della Sardegna qui. Al contrario c'è un tema che è quello dei trasporti interni che va affrontato, devo dire, in maniera ancora più forte in un'ottica di sistema, coinvolgendo i soggetti qui veramente pubblici e privati che operano nel settore della viabilità, nel settore del trasporto interno, della gestione degli spostamenti verso l'interno. Quindi ancora di più c'è bisogno in questa definizione, non è una domanda ma è giusto una considerazione della definizione del prodotto turistico, introdurre gli elementi legati al trasporto interno. Se no i turisti rimangono sulla costa, come diceva Joseph, mi sembra prima, alla fine arrivano, vedono una bella spiaggia e rimangono lì, e quindi il tema dell'accessibilità deve diventare un elemento in più, addirittura un viaggio nel viaggio, un prodotto dentro il viaggio. Il tema Correttissimo, correttissimo. Andrea Giudicin, un minuto per te. Ce la possiamo fare? Assolutamente, assolutamente. No, intanto davvero interessantissimo tutto questo dibattito, è veramente importante riuscire a capire. Io non ho voluto far polemica su decreti rilancio e cose del genere, ma chiaramente ci sono stati tanti punti interrogativi, ecco, diciamolo così, sull'ultima legislazione italiana sul trasporto aereo. Questo, a mio parere, non fa bene al trasporto aereo, non fa bene alla Sardegna, non fa bene all'Italia. Bisogna avere una visione unica, che è quella di cercare di far riprendere il più fretta possibile il trasporto aereo, così anche come le altre modalità di trasporto, come giustamente si ricordava. Perché? Perché chiaramente solamente grazie al trasporto possiamo far ripartire l'economia regionale sarda e l'economia italiana, perché chiaramente sappiamo bene che i trasporti sono un connettore, sono da moltiplicatore quasi per l'economia. Quindi tutto questo secondo me è veramente importante. Per quanto riguarda le tariffe, il revenue management, come giustamente diceva Francesca, è questo, è evoluto nel corso del tempo proprio per permettere anche tariffe molto basse durante periodi chiamati di morbida, altrimenti avremmo tutte tariffe molto più elevate in media. E il revenue management è questo ed è normale andare in questa direzione. Sui residenti si può intervenire, come dicevo prima io, tramite una continuità magari pensata anche diversamente, ma è chiaro che noi dobbiamo avere a cuore proprio il trasporto aereo, come il trasporto marittimo, come altre modalità di trasporto, come giustamente ricordava Gianfranco, anche verso l'interno dell'isola, proprio per cercare di far ripartire l'economia sarda, ma l'economia poi in generale italiana. Grazie Andrea. Professore Jarc. Bene, velocissimamente, direi che è stato veramente molto interessante, soprattutto perché ci ha permesso anche agli ascoltatori, agli operatori della Sardegna a capire in qualche maniera, diciamo che le compagnie aeree, il trasporto, le compagnie marittime non sono soltanto il cattivo del film, perché purtroppo spesso, lo sappiamo bene, si carica su di loro una responsabilità che vediamo che non hanno. Pertanto direi che è stato molto interessante anche per capire come ragionano, come funzionano. Quello che ha detto adesso Andrea è molto chiaro, il revenue management funziona così, che è esattamente quello che applichiamo noi operatori turistici. Direi finalmente anche, seppur con il rischio di ripetermi, complimenti ai miei tre amici, a Tiziana, Gianluigi, eccetera, sulla iniziativa, la campagna. È una ottima iniziativa veramente fatta dal basso, e quello che realmente io credo che è importante, dobbiamo fare una riflessione e darcene conto noi qua in Sardegna, è il fatto che finalmente gli operatori hanno cominciato, magari in pochi, ma a cominciare a ragionare e a darsi da fare, a reagire. E questo sicuramente penso che è un buon segnale e che sicuramente dovrebbe di continuare. Quello che vorrei provocarvi a tutti quelli che state dietro questo progetto, Tiziana, il mio amico insopportabile, che io a lui lo chiamo impresentabile, però questa è una battuta fra lui e il mio, ragazzi, non vi fermate, avete messo in moto un meccanismo e sono assolutamente convinto che sarà grande e beneficioso per l'intero beneficio della Sardegna. E Robert, non criticarmi perché magari ho detto qualche parola in italiano. Grazie. Allora, torniamo su Radiolina, andiamo a chiudere, Max? Ci siamo, eccoci qua. Sì, è stato un appuntamento interessante, concordo con quello che è stato detto finora.
E c'è una cosa che dobbiamo dire a Paola Locci, che gli ascoltatori di Radiolina hanno già le prime adesioni per il Paola Locci Fans Club, perché è piaciuta per la sua grinta, perché insomma è stata molto molto positiva. Per quanto riguarda la riassunta, invece, i ringraziamenti a coloro che hanno partecipato oggi. Sì, ringraziamo tutti e vi aspettiamo naturalmente per il prossimo webinar con Oscar Farinetti, ma volevamo ringraziare anche il Live Studio di Cagliari che seguono con la regia di AITV tutti questi webinar e quindi appuntamento alla prossima volta sempre con Radiolina, con Gesa.it, YouTube e Facebook. Sì, perché loro ci danno una tranquillità, ci hanno dato una tranquillità incredibile. Parliamo di Giovanni Carlini, Roberto Frau per Live Studio di Cagliari, Giulio Giambalvo e Mauro Pes per AITV. Noi vi ringraziamo voi e ringraziamo anche gli amici che ci hanno ascoltato su Radiolina, quelli che ci hanno visto sul web, grazie al sito. Ricordiamo al volo che avremo Oscar Farinetti. E quelli che ci vedono in Facebook, e quelli che ci vedono su YouTube. E noi vi aspettiamo per l'ultimo appuntamento il prossimo lunedì 29 per questo call to action, seconda edizione. Ricordiamoci Oscar Farinetti. Oscar Farinetti, come imprenditore, devo dire che serve molto anche a me. Ripasso la linea a Lucio per il finale e io ringrazio coloro che ci hanno ascoltato. Grazie. Grazie Max. Velocissimamente, ultimo appuntamento lunedì prossimo, 29 giugno. Avremo Oscar Farinetti, parleremo di futuro con lui. Oscar Farinetti, fondatore di Unieuro e Italy. Poi avremo un bel flash importantissimo con Enit, parleremo degli sviluppi del primo mercato turistico del mondo che è gli Stati Uniti. Come sapete abbiamo pochissimi passeggeri in arrivo dagli Stati Uniti e quindi abbiamo grandi opportunità di sviluppo ragionando su quel mercato. Antonio. Un'altra analisi per il futuro, ci vediamo all'ultimo appuntamento che però vuole rappresentare un arrivederci, perché è sicuro, noi siamo qua, continuiamo a scommettere sul futuro, su quello prossimo e su questa stagione che ormai è avviata, ma soprattutto sulla vostra capacità di innovarvi. Facciamo innovazione e guardiamo non soltanto al 2020, ma almeno al prossimo triennio e con quello che abbiamo sentito oggi possiamo sperare bene. Grazie Lucio. Grazie a tutti per l'attenzione, ci vediamo lunedì. Grazie davvero a tutti, a presto. Grazie a voi, ciao.